di Salus Bellatrix, buonasera. Sono veramente emozionata questa sera. Mi dispiace tantissimo non essere lì con voi. 12 anni fa, il 13 dicembre 2009, è iniziata la nostra avventura, che è ancora work in progress. Questa sera ho il piacere di avere con noi Gianmarco Landi, che ringrazio e saluto, di Database Italia. È un giornalista, si occupa di finanza, di economia, e voi sapete che soprattutto nell'ultimo periodo per Salus Bellatrix occuparsi di economia è molto importante, perché se tu non ti occupi dell'economia, l'economia si occuperà di te. È una serata che ho voluto fortemente perché da diversi mesi molti di voi mi stanno chiedendo che cosa succederà ai nostri risparmi, come possiamo mettere in sicurezza i nostri beni, che cosa hanno in mente per noi queste famosissime elite internazionali di cui parliamo già da tantissimi anni. Bene, sicuramente nessuno di noi ha la verità in tasca, però io spero questa sera che insieme a Gianmarco possiamo fare una piccola disquisizione su quello che riguarda appunto questo grande reset e il transumanesimo, e soprattutto sentire poi se ha dei consigli da darci, come si può procedere, e comunque io spero che sia una serata veramente interessante per tutti voi. Grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato in questa sera un po' particolare, grazie a tutti gli amici. So che fra voi ci sono delle persone che sono con noi dal 13 dicembre 2009 e quindi a voi tutti questa sera vorrei fare un applauso. Grazie. A te Gianmarco. Grazie Francesca, mi sentite bene? Allora, qualche anno fa penso abbiate conosciuto Francesca come l'ho conosciuta io in televisione, come un personaggio che ha precorso i tempi. Come tutte le persone particolarmente intelligenti, Francesca si era resa conto che qualcosa non andava nella finanza italiana, qualcosa di profondamente incomprensibile alle persone di buon senso, alle persone del fare, stava accadendo nel momento in cui la finanza pubblica era costretta a pagare enormi quantitativi in spese di interessi, quando i tassi di interessi erano bassi, erano quasi allo zero. Perché parto da questo punto? Non solo per fare un omaggio a Francesca e a quella che è la sua attività pubblica, di persona di grande cuore e di grande impegno pubblico, ma perché con il Great Reset e con il Covid-19 si ha una vera e propria rivelazione e si può capire come mai alcune cose assurde dello Stato italiano, tra cui l'alta pressione fiscale che vessa le piccole e medie imprese, come mai queste cose incomprensibili hanno un senso molto profondo, molto pericoloso, e che giusto appunto col Great Reset e con la pandemia, la supposta pandemia come dico io, Recording stopped. Nel senso di supposta vera e propria, ha quindi un significato ben preciso, ben delineabile. Allora, che cos'è il Great Reset? Il Great Reset è un piano, è un programma che è stato messo a punto da un signore molto, molto potente, molto importante, che si chiama Klaus Schwab. È il frontman da 50 anni di un'organizzazione che si chiama WEF, World Economic Forum, e in buona sostanza raccoglie la maggior parte dei multimiliardari, la quasi totalità assoluta dei multimiliardari dell'Occidente e non solo. Per rendervi un'idea di che cosa vuol dire raccogliere i multimiliardari, dovete pensare che il ramo povero della famiglia Schwab, che è Charles Schwab, in America ha l'1,25% di Vanguard. Vanguard è un fondo di investimento.
Questo fondo di investimento ha asset per oltre 7 trilioni di dollari, che vuol dire 7.000 miliardi di dollari. Vanguard, insieme al primo fondo di investimento, perché Vanguard è il secondo fondo di investimento, controllano 450 tra le prime 500 multinazionali al mondo, si dice le 450 Standard & Poor's, sono 505, 506 le aziende quotate iscritte alla SEC e nell'indice Standard & Poor's 500. Quindi voi capite che cosa vuol dire? Vuol dire che avere l'1,25% come ce l'ha il parente povero di Klaus Schwab, marito di una donna Rothschild, di un membro della famiglia Rothschild, significa avere in asset, in Vanguard, oltre 100 miliardi di dollari. 100 miliardi di dollari in che cosa? In azioni, in shareholders, come shareholders di cosa? Di multinazionali. Noi non sappiamo queste multinazionali quali siano, perché non c'è una grande trasparenza con questi meccanismi. Però voi capite che poiché Vanguard ha partecipazioni incrociate, baciate, con BlackRock, che è il primo fondo di investimento al mondo, significa che questi signori hanno il controllo delle multinazionali, perché sono i proprietari delle multinazionali, quasi tutte le multinazionali. E quindi quando Klaus Schwab scrive un libro, in realtà ne ha scritti parecchi, quello è scritto anche in italiano, cioè tradotto in italiano, è Quarta Rivoluzione, che vi consiglio di leggere, ma c'è l'ultimo che ha scritto è Covid-19 Great Reset. Perché è importante capire cosa dice questo signore? Perché questo signore è colui che ha definito il Covid-19 una meravigliosa opportunità. Tanto che alcuni complottisti, come sottoscritto, hanno avanzato anche l'ipotesi che questo Covid, questa meravigliosa opportunità, sia stata creata ad arte, sia stata voluta, sia stata ingenerata allo scientifico scopo di portarci al Great Reset, no? Quindi, cos'è questo Great Reset? Il Great Reset è si basa su 3 fasi. 3 sono le fasi che Klaus Schwab delinea. La prima fase l'abbiamo già conosciuta, che è quella delle restrizioni, cioè per far fronte alla pandemia gli stati devono adempiere a degli obblighi di respiro internazionale, che sono volti a restringere le libertà dei cittadini al fine di ridefinire il contratto sociale. Chi si occupa di politica sa che il contratto sociale è un concetto della filosofia politica, vuol dire un nuovo rapporto tra cittadini e Stato, vuol dire un nuovo modo di intendere la politica. E ovviamente questo contratto sociale ha degli universi di riferimento che sono distanti rispetto a quelli a cui siamo abituati, di libertà, di democrazia e quant'altro, ma noi abbiamo già capito che questo contratto sociale ha in testa, diciamo, come obiettivo quello di costringerci a comportamenti che, se non fossimo diciamo resilienti, e dopo vi spiegherò cosa significa, non avremmo mai adottato. Klaus Schwab ha inventato questo termine in realtà. Il termine resiliente è un termine ripreso dal PNRR di Draghi, del governo italiano. Significa che noi dobbiamo accettare tutte le avversità, tutte le angherie che verranno fatte forza maggiore, e dovremo accettarle serenamente. Questa era l'idea. Cioè, resiliente è l'opposto di resistente, perché chi è che resiste? Colui a cui tu vuoi fare qualcosa, no? È come se uno volesse portarsi a letto una donna, questa donna non vuole, ma sii resiliente, devi compiacermi, devi starmi sotto. Questo vuol dire essere resiliente. Resistente, la donna reagisce e legittimamente dice: no, io non voglio venire a letto con te. Quindi cosa ci dice Klaus Schwab nel suo libro Great Reset? Perché lui definisce nel suo contratto sociale un nuovo archetipo di come i bravi cittadini devono essere. Devono essere resilienti, devono essere penetrati ora dal tampone, ora dal lago, e devono accettarlo. Quindi quello che io ci tengo qui a dire è che
il primo passaggio di questo progetto di Great Reset purtroppo è stato ampiamente portato avanti, cioè lo abbiamo visto con i nostri occhi cosa significa farsi infilare. Io sono riuscito a resistere, non ho avuto neanche la fortuna di non fare neanche un tampone, però farsi ficcare un tampone vuol dire essere penetrati, e c'è diciamo, una dialettica di potere che dobbiamo comprendere. So che in sala ci sono dei sociologi, ma penetrare un essere umano, costringerlo a subire un trattamento invasivo, vuol dire portarlo alla remissività. Costringere un essere umano a portare un pezzo di stoffa davanti alla bocca vuol dire reprimerlo. Quando i bambini dicono qualcosa che non devono dire, oppure esprimono un desiderio che vorrebbero esprimere e non sanno cosa fanno appena l'hanno detto, si tappano la bocca. E perché il bambino con la bocca ha il piacere di gustare la vita, no? Perché pensa alla mammella, al ciucciotto, pensa ai piaceri dell'esistenza. Bene, il fatto che noi dobbiamo andare in giro con la mascherina in maniera anonima, cosa significa? Significa che noi dobbiamo essere repressi. È una misura repressiva, non è una misura sanitaria. La dottoressa Gatti lo ha spiegato, che è una nanopatologa di Modena espertissima, che ha delle strumentazioni, che riesce a vedere delle cose che bisogna andare in America per avere quella capacità. Ha detto che la mascherina non serve assolutamente a niente. È come pensare che una rete per le patate possa fungere da impermeabile quando piove. Se voi vedete uno che si mette una rete di patate in testa quando piove, così non mi bagno, cosa pensate? Questo è un imbecille, perché l'acqua passa. Bene, la mascherina è uguale, è dalle 10 alle 50.000 volte più grande la maglia della mascherina di un virus, di questo coronavirus. Quindi non ha nessun senso, come sanno tutti, no? La mascherina non serve a questo. Ed è quindi questo l'aspetto più sgradevole del Great Reset, che l'abbiamo potuto misurare tutti. In realtà Klaus Schwab delinea un altro archetipo di imprenditori, di padroni, per usare un termine un po' marxista, non sono un marxista, però cosa significa stakeholder? Stakeholder vuol dire colui che porta un interesse. Shareholders, colui che divide un interesse, un azionista. Allora Klaus Schwab si rivolge in maniera col bastone del comando anche nei confronti dei grandi capitalisti. Dice loro: voi non dovete più essere shareholders, no, i padroncini alla Berlusconi o i padroncini alla Ferrero sono sgraditi, dovete essere stakeholder, dice Klaus Schwab. Il popolo, il 99,99% delle persone, resilienti, ubbidire. I grandi capitalisti devono essere portatori di interesse, stakeholder. Perché è importante questo? Perché in questa direttiva c'è anche alcuni andamenti, si scorgono anche gli andamenti di borsa, perché quando uno è stakeholder vuol dire che il WEF ti dice devi tenere in borsa e anche se perdi devi tenere fermo lì, non puoi shortare, si dice in gergo di finanza, quindi non puoi speculare a breve. E il capitalista deve ubbidire, punto e basta. Può essere, diciamo, anche il CEO di una casa farmaceutica, può essere il CEO di un grande gruppo come Nestlé, deve ubbidire al WEF. Questa è la logica del World Economic Forum. Il secondo passaggio, questo è il primo passaggio, lo abbiamo visto, chiaramente è lungo perché verrà l'agenda è 2030, quindi è negli anni che le vaccinazioni dovrebbero essere perpetuate, e si arriva così al secondo step del Great Reset, che è quello della green economy. Avete tutti sentito parlare della green economy? Perché è correlata, questo termine è correlato alla pandemia, concettualmente. Noi infatti abbiamo il Green Pass che ci preclude, no, le possibilità di dire, di fare, di agire, di riunirci. Questo Green Pass è una infrastruttura che nasce con la logica del presupposto, del pretesto sanitario, ma deve essere applicato, deve orientare in una maniera di digitalizzazione dei diritti nella green economy. Che cos'è la green economy? Vuol dire
lottare affinché il pianeta non abbia una temperatura di 1,5 gradi superiore a quella attuale. Questa è la green economy. Ridotto nei minimi termini, perdonatemi se sarò schietto e magari anche un po' sboccato, è una puttanata più grande di quella del coronavirus, ma una puttanata enorme, colossale. Voi dovete sapere che il problema di fondo di questa green economy è che ci sono queste multinazionali che hanno ricevuto dalle banche montagne e montagne di credito, quindi debiti, moneta fiat, quindi moneta che non nasce a credito, nasce a ma non parlo di miliardi, parlo dai 50, perché le misure esatte non sa nessuno, dai 50 ai 70 trilioni di credito dato per creare brevetti, per creare industrie, per creare questa nuova industria della green economy. E il problema dov'è? Il problema è che se loro non ci obbligano a queste misure, le banche saltano. Vi faccio un esempio in modo che possiate capire il contesto in cui viviamo. Vi ricordate alcuni anni fa Matteo Renzi che obbligò tutti i supermercati a utilizzare le buste di mais? No? 2 centesimi, dobbiamo tutti pagare per l'ortofrutta, intendo. Bene, perché fece questo? Fece questo in teoria perché c'è il pianeta da salvare, questo è il pretesto. Ridotto ai minimi termini, fece questo perché Intesa San Paolo aveva dato 500 milioni alla Masterplan, che è un'azienda della Marcegaglia, e la Marcegaglia aveva chiaramente un debito con Intesa San Paolo. E allora, come faceva a rientrare? Faceva rientrare, doveva rientrare in qualche modo. Allora, questi 500 milioni erano state date per questo progetto, di questo brevetto, di questa busta fatta col mais. La busta è stata fatta, è antieconomica, cioè a noi non conviene l'utilizzo di questa busta, però noi la dobbiamo utilizzare per forza. Noi usiamo questa busta di qualità scarsa, quindi facciamo una cosa antieconomica come ne stiamo facendo tante altre, semplicemente perché c'è un'esigenza finanziaria, di capitale e, diciamo, poi lo capirete alla fine, di depauperamento, di deindustrializzazione e di vessazione del popolo italiano, perché questo è quello che bisogna mettere in chiaro. Cioè, quello che accade, che accadeva 10 anni fa con la finanza pubblica, che accade oggi, perché noi siamo un pochino i battistrada di queste frontiere, no? Di queste sciocchezze del verde, ma anche di questa storia della pandemia. Noi abbiamo insegnato, cosa dicono i soloni del mainstream, noi abbiamo insegnato come si affronta una pandemia. Sentite i chiacchieroni come ci riempiono di fesserie. Bene, chiaramente bene per modo di dire. Quindi questa green economy si tratta essenzialmente di costringere le persone a fare delle cose che altrimenti non farebbero normalmente. Ad esempio la casa, una persona che ha una casa la si costringe, se la si vuole mettere a norma per la salvezza del pianeta, bisognerà che adotti tutta una serie di accorgimenti dispendiosi in modo che la casa sia, questo è l'orientamento dell'Unione Europea. Questo è chiaramente qualcosa che si inserisce nell'alveo dei progetti di green economy. Ed ancora, chi ha il Green Pass? Il Green Pass è un'azienda, la SOGEI, un'azienda delle finanze, del Ministero del MEF, Ministero dell'Economia e Finanze. Chi ha il Green Pass è già in ottica di dare allo Stato il diritto di dire quello che può fare e quello che non può fare. Conseguentemente, quando gli sarà data la nuova carta di credito, il nuovo bancomat collegato alla salvezza del pianeta, la green, nel momento in cui si potrà fare soltanto 80 km al mese, nel momento in cui andrà alla pompa di benzina per comprare altra benzina, il bancomat non funzionerà. Si va una volta in pizzeria a settimana. Tu vuoi andare 2 volte a settimana in pizzeria? Non puoi andare. Perché? Perché lo dice Greta. Non c'è più tempo. Va bene? Quindi Zichichi, Rubbia, Battaglia, grandi scienziati ci dicono che l'andamento della temperatura nel pianeta non dipende da cause antropiche. Noi non dobbiamo ascoltare i grandi scienziati.
Noi dobbiamo ascoltare la televisione che ci presenta una ragazza di 16 anni che non sa nemmeno risolvere un'equazione di algebra perché non è andata a scuola e ci deve dire a noi se possiamo andare in pizzeria o se possiamo utilizzare l'auto o come la nostra casa deve essere riammodernata per far arrivare soldi alle multinazionali. Questo è il secondo step del Great Reset. Chiaramente mi preme, anche per darvi un po' di incoraggiamento, perché alla fine della serata sarò molto positivo, come vedrete. Questa seconda fase del Great Reset ha incontrato bastoni tra le ruote, forti bastoni tra le ruote, perché il G7 e il G20, che avrebbero dovuto preparare un grande trattato internazionale, soprattutto il G20 a firma di Draghi, per costringere i paesi, dobbiamo salvare il paese, quindi la Cina, la Russia, l'America, tutti che dobbiamo fare così, automaticamente prima ce lo chiedeva l'Europa, adesso ce lo chiede Greta, dobbiamo salvare il pianeta e noi come tanti pecoroni, secondo i loro disegni, avremmo dovuto accettare la carta di credito che ci mette restrizioni sul conto corrente, avremmo dovuto non affittare la casa perché qualcuno stabilisce che dobbiamo spendere 50.000 euro in cose inutili. E questa è la Great Reset. Ma questa cosa non sarà fatta perché il G20 di Draghi è stato un disastro, fortunatamente, ringraziando Dio, mi viene da dire, perché la Russia non si è presentata, perché la Cina ha dato un calcio nel sedere a questo World Economic Forum e perché l'America ha dato prova di non rispondere più al nuovo ordine mondiale, di non essere sotto il controllo dei Dem, nonostante Biden sia presidente, nonostante alla House ci sia una maggioranza Dem, nonostante al Senato ci sia una maggioranza risicata Dem, ma questo lo dirò eventualmente dopo. E quindi il secondo step del Great Reset non penso che possa essere attuato perché sta incontrando grandi resistenze, anche questo tentativo di questi accordi bilaterali tra Francia e Italia vanno molto poco in là perché è evidente che non regge, si vede che il re è nudo. Ed è un motivo per cui stanno accelerando e sono ritornati alla pandemia a tutto spiano, vaccini ogni 4 mesi, ogni 5 mesi, e perché loro si sono resi conto che hanno incontrato due forti opposizioni, un'opposizione di popolo che non si aspettavano in questa misura, perché ci sono milioni di persone che hanno alzato le orecchie, hanno le antenne dritte e non cascano più in questi giochi, in questi tranelli, sono sveglie come dico io, e quantunque ci siano tanti sonnambuli, queste persone sveglie sono troppe. E il secondo motivo è che l'opposizione internazionale di ambiti che contano è stata così incisiva, così forte, come vi racconterò quando mi soffermerò sugli aspetti economici che magari vi possono più interessare, che praticamente questa green economy secondo me sarà qualcosa che non andrà a compimento. Possiamo essere danneggiati un poco se il governo Draghi magari accetterà qualcosa per mediazione, però i danni che volevano fare non li faranno. In ultimo c'è l'aspetto più inquietante del Great Reset, il terzo step, è quello più incredibile, quello più folle, quello più assurdo, ma quello più vero. Io sono assolutamente sicuro di poter affrontare un dibattito con chiunque, pur non essendo io uno scienziato di tecnologie elevate, per spiegare che il transumanesimo, cioè l'integrazione biologica nel corpo umano di componenti tecnologici, cioè di microcircuiti, di nanobots, come li chiamano, finalizzato a ampliare possibilità dell'uomo in senso materiale, ma essenzialmente finalizzato, e lo spiega benissimo Klaus Schwab nei suoi libri, finalizzato a orientare eticamente gli esseri umani. Non sono parole mie, sono parole di Klaus Schwab nei suoi libri. E ripeto che Klaus Schwab è il presidente praticamente come se fosse il capo carismatico in senso politico di tutti i soggetti multimiliardari che ci sono sulla Terra. Quindi non è uno scemo che sta passando per strada, dice una cosa, dice Gianmarco ma tu dai troppo peso a questo qui. No, Klaus Schwab
è un uomo collegato alla famiglia Rothschild, collegato mani e piedi a tutta una famiglia di banchieri potenti, e quindi quando parla per il WEF parla per l'elite di Davos, parla per non i miliardari, i trilionari. E qui veniamo al motivo per cui c'è questa accelerata sul transumanesimo, in modo che possiate comprendere qual è la situazione economica generale, globale, in cui versa il mondo. Perché questa elite ha concepito questo piano? Il motivo è essenzialmente dovuto alla gestione del debito, che non è più gestibile. Dovete sapere che gli interi debiti dell'umanità corrispondono a poco meno di 300.000 miliardi, cioè 300 trilioni, poco meno, dove 1 trilione, uso questo termine perché è più semplice per le cifre che dirò in futuro, 1 trilione vuol dire 1.000 miliardi, 1 miliardo vuol dire 1.000 milioni. Allora, voi dovete sapere che nel sistema, in tutto il sistema finanziario, essenzialmente occidentale, figliato dagli occidentali, i debiti totali corrispondono a questa somma. Dovete sapere che i debiti degli stati, avete sentito il problema del debito pubblico, allora, tutti i debiti degli stati, sapete a quanto ammontano? A poco più di 60 trilioni. Questo significa che il vero debito è stato creato da soggetti privati, è stato quindi creato da banche private che hanno prestato soldi inventati a soggetti privati. Quindi il debito è sempre stato un affare privato, non è mai stato un problema di finanza pubblica. Noi abbiamo accettato delle cose abominevoli per anni, 60, 70, 80 miliardi tolti a tutti noi italiani in spesa interesse, quando il tasso di interesse era praticamente lo zero, sulla base della sciocchezza, della truffa dello spread. Perché dovete sapere che i mercati sono sempre manipolati. Io sono di scuola liberale, io ho studiato diciamo anche a livello di formazione politica, sono stato uno dei primi a leggere von Hayek, von Mises, quindi io sono un liberale. Ma i mercati non funzionano con la regola di Adam Smith, i mercati funzionano con la regola dei cartelli. I mercati che contano sono tutti bloccati, manipolati. La borsa, lo dico qui senza timore di essere smentito, è controllata. È come andare al casino e pensare di poter vincere quelli che scommettono in borsa. Qualcuno ci riesce anche, come qualcuno va al casino e vince. Ma queste famiglie controllano i mercati, decidono i prezzi, hanno dei meccanismi, degli algoritmi che sanno, quindi loro sanno già chi si arricchisce, sanno chi verrà massacrato. Ma oltre a ciò, dovete sapere che queste famiglie controllano le economie. Sapete come le controllano? Con le banche centrali. Perché voi la possibilità di acquistare, e quindi la possibilità di fare consumo, come l'avete? L'avete in base a quanti soldi avete. Quindi la possibilità di avere i soldi, di avere guadagno, in realtà viene ampliata col credito, perché uno che ha credito può comprare esattamente come uno che non ha come uno che ha soldi suoi. E allora qual è il problema? Qual è stato il problema dell'Italia e perché queste elite con le banche centrali hanno comandato? Queste elite hanno comandato perché il denaro è diventato nell'arco degli ultimi decenni non qualcosa che ha un valore intrinseco, ma una convenzione del sistema che nasce a debito. Cosa vuol dire? Arriva il signore, io sono una banca Pinco Pallo, e dico: signore, tu mi stai simpatico, dammi un derivato, carta straccia, da 500 milioni e ti do una linea di credito di 400 milioni. E inventati la busta di mais, il pettine di seitan, gli occhiali, che so, quello che è. E tu hai 400 milioni, che cosa fai? Hai soldi in cassa, arrivi nel Veneto, trovi 2 o 3 aziende buone, compro e fai incetta. Questo è successo. È successo che l'Italia, che è la realtà più forte a livello di risparmio insieme al Giappone,
è quella che è messa meglio nei confronti della finanza internazionale, quella che ha il minor rischio di default, per anni, per 20 anni è stata considerata quella che poteva fare il default. Faccio un breve inciso per spiegarvi quanto è marcio il mondo, quanto è stato marcio il mondo. Per capire se uno Stato, scendo un po' nel tecnico, però è fondamentale, perché in modo, se avete lo sguardo di insieme, poi potrete anche capire i vostri soldi in conto corrente, quanto valgono, chi ve li protegge e cosa dovete fare. Dovete avere uno sguardo di insieme per poter capire come agire. Cosa è successo in questi anni, in questi 20 anni? Che in contabilità nazionale, per capire se uno Stato è messo male, si guarda il debito estero, non il debito pubblico. Il debito pubblico è il debito che ha lo Stato in generale, così. Chiaramente se il debito pubblico fosse tutto interno, che problema è degli altri Stati? Non sarebbe nessun problema. Il debito estero che cos'è? È il debito privato più il debito pubblico, ma a soggetti esteri. Non so se mi sono spiegato. In moneta estera, non nella moneta del proprio Stato. E allora cosa hanno fatto questi signori? Questi signori hanno legato all'Italia, che era diretta a diventare la quarta potenza economica al mondo all'inizio degli anni 90, con l'euro, quindi gli hanno tolto la possibilità di fare hanno tolto la sovranità monetaria. Hanno creato dei vincoli di bilancio, quindi non si poteva più fare debito pubblico, perché avevano messo il limite del 3% di disavanzo, quindi hanno impedito che lo Stato potesse fare finanza e conseguentemente hanno praticamente creato tutta una serie di meccanismi per impoverire lentamente in 30 anni l'Italia, e ci hanno impoverito. Il 99,9% delle persone non se n'è accorto. Magari Francesca, che diciamo ha un po', lo ha capito, è andata in televisione, ha detto ma guardate che qui le cose non quadrano, non sono come voi raccontate, perché non facciamo questo? Però il problema è che Francesca non comprendeva, come non comprendevano tanti, che non era un problema tecnico, non era un problema di errori che venivano commessi o magari qualcuno corrotto. Sì, magari può essere anche questo marginalmente. Il problema è che c'è stata una volontà dell'elite apolide, cioè dell'elite senza cittadinanza, quella che si chiama elite di Davos, di mettere l'Italia sotto. E se voi guardate perché noi abbiamo adottato la green economy e abbiamo le bollette più care d'Italia, anche per questo, perché abbiamo sulle bollette dell'Enel vengono scaricati non solo il canone RAI, dove ci prendono in giro con la RAI, ma vengono scaricati anche i contributi a chi fa pannelli fotovoltaici, a chi fa pale eloiche, a chi fa truffe, perché sono truffe antieconomiche, perché questa è la realtà. Questa è la realtà. Quindi noi abbiamo le bollette più care, abbiamo la finanza pubblica più pesante, e il motivo per cui poi cadono i ponti e le cose non vanno, e qual è? È che lo Stato non ha avuto margine di manovra, non poteva fare debito perché c'erano i vincoli di Maastricht, no? Ce lo chiede l'Europa, dobbiamo fare. Allora dovete sapere che il debito estero dell'Italia, quindi debito privato, pubblico, più pubblico, in moneta estera, soggetti esteri, è il 130% del PIL, quasi quanto il PIL, il debito pubblico dello Stato. Sapete quant'è il Lussemburgo, il debito estero del Lussemburgo? Di Juncker, l'ubriacone, ve lo ricordate l'ubriacone Juncker che diceva l'Italia deve fare questo, l'Italia... Allora, il Lussemburgo ha un debito estero, ci sono due varie versioni, però prendetele per buone perché tanto cambia poco, dal 25.000% al 37.000% del PIL, e parlavano. L'Olanda, che ci ha ammazziato, ci ha bastonato, l'Italia non deve fare questo, noi non possiamo pagare i debiti. Fesserie, idiozie totali, perché ha il 530% del PIL, il 500% del PIL ce l'ha il Regno Unito, 350% del PIL di debito estero ce l'ha la Germania. E noi che non solo abbiamo questa situazione, perché quando uno poi, chi si intende di economia sa che tu non devi vedere una posta, devi vedere anche l'altra. Se tu guardi cosa ci abbiamo noi a livello di risparmio privato, di debito, lasciamo perdere che noi abbiamo
2000 anni di storia e abbiamo case, palazzi, cultura, know-how, biodiversità in senso enogastronomico che non c'ha nessuno. Quello lasciamo perdere i quadri. Guardiamo la ricchezza a sistema. Noi abbiamo una ricchezza a sistema che ce l'ha solo il Giappone, paragonabile alla nostra, un po' più perché loro sono un po' di più e lavorano un po' di più. Noi siamo messi benissimo. Il motivo per cui ci danno in testa è un po' come quando Cenerentola, cioè le matrigne cattive che dicevano: Cenerentola, pulisci a terra che tu sei cessa, sei brutta, non ti voglio. Il motivo era che Cenerentola, se andava poi al ballo, partivano tutti la testa per lei e il principe andava da lei, non andava dalle racchie. Quindi ridotto, diciamo, in maniera un po' leggera il concetto. Il concetto è questo, no? Chi disprezza alla fine compra. Loro non volevano comprarci, volevano depredarci in realtà. E ci hanno depredato. Perché l'Italia è quella che ha avuto la crescita economica più bassa dell'Unione Europea e più bassa dell'Occidente, da quando c'è l'Unione Europea, da quando è partita la globalizzazione. E l'ha avuta più bassa per una ragione molto semplice. Chiunque ha fatto un po' di economia si ricorderà magari il modello ISLM, no? Cioè, cosa significa? Significa che tu, per vedere come funziona il PIL, come funziona e quindi devi anche comprendere la leva finanziaria come gioca. Allora, il PIL, faccio una breve parentesi, il PIL è la ricchezza della nazione. Il PIL è una equazione data da 4 componenti, 4 addendum. I consumi della popolazione, quindi quando noi consumiamo, andiamo a fare transazioni, compriamo una bottiglia di Brunello di Montalcino, quella lì è una transazione, quello lì è consumo. Quindi l'ammontare dei consumi più la spesa pubblica, perché la spesa dello Stato è PIL in realtà, si conteggia nell'equazione del PIL, più gli investimenti, quanti investimenti in più si fanno in quell'anno, più il saldo tra esportazioni e importazioni, che è il quarto addendum, che potrebbe essere anche negativo nel caso in cui le importazioni superano le esportazioni. Questa equazione ci dà il PIL, quindi arriva, che so, fai l'equazione, calcoli tutte queste cose, arriva a 1,8T, cioè 1800 miliardi, quello lì è il PIL, quanto la ricchezza tutti noi abbiamo guadagnato, diciamolo così, il termine è improprio però è così. Perché è importante capire questo concetto? Perché voi dovete capire che quando il PIL cresce poco è anche perché i consumi, gli investimenti languono, perché uno consuma in base anche alla carta di credito che ha, al credito che riceve. Quindi voi capite che se i soldi li danno in Germania, tanto che poi la Germania veniva a speculare su di noi perché comprava i titoli di Stato nostri, c'era il rischio del fallimento e c'era il 4-5% di interessi, li danno in Germania, cosa vuol dire? Che il PIL cresce di più in Germania e molto meno in Italia. Quindi voi dovete capire che questi concetti, cioè quando dico il PIL cresce perché la produttività, balle, tutta una cosa decisa dall'alta finanza, dalle banche centrali, dall'elite di Davos, perché sapendo che qua i conti correnti sono pieni di soldi, sapendo che c'è know-how, hanno necessità di depauperare, di impoverire, di depredare l'Italia di conti correnti, di risorse umane, perché tanti giovani intelligenti e preparati. Leggevo proprio stamattina una ragazza di 40 anni che è stata utilizzata, che è stata assunta a Chicago per progettare, 40 anni, siciliana, laureata a Pisa, 110, chiaramente madre, laureata in fisica quantistica, assunta in America per dirigere 200 scienziati per progettare il computer quantistico più potente al mondo, siciliana, una donna di 40 anni. Perché non sta qua? Non sta qua perché qui non si sono create le condizioni per fare in modo che questa donna rimanesse qua. Quindi, questo per farvi capire che non c'è solo il conto corrente, no? Perché i soldi li fa qualcuno sempre. Noi perché abbiamo dei soldi? Perché qualcuno li ha fatti, perché papà, il nonno o noi abbiamo realizzato. E quindi tu per impoverire una nazione che cosa devi fare? Devi portare via le persone che hanno giudizio. E quindi questo è quello che voi dovete
tenere ben presente quando sentite parlare in televisione le persone che vi dicono di mettervi la mascherina, le persone che vi dicono che noi italiani siamo un popolo di evasori fiscali. Quante volte avete sentito questa sciocchezza? Dovete sapere che l'evasione fiscale, e qui vi do un altro esempio di come non c'è una motivazione scientifica dietro le cose, dovete sapere che la rappresentazione grafica della pressione del gettito fiscale, quindi ascisse gettito fiscale, ordinate, cioè il contrario, ordinate percentuale delle aliquote, dovete sapere che non è così, cioè non è che più lo Stato alza le aliquote e più aumenta il gettito. Non funziona così, lo sanno tutti che non funziona così, lo sapevano gli arabi, Ibn Khaldun, che è quello che diede lo spunto, che era un arabo, uno spagnolo, un andaluso in realtà, un moro andaluso, diede lo spunto all'Laffer, la curva di Laffer, non so se avete... Cosa vuol dire questo concetto un po' astruso che vi sto dicendo? Vuol dire che non è che lo Stato passa dal 50 al 60% e riceve più soldi dalle tasse. Non è così, perché la curva delle tasse è a campana, scende. Esistono, più è alta l'aliquota da un certo punto in poi e diminuisce il gettito. Quindi, poiché questo lo so io, ma lo sanno tutti che funziona così, cosa vuol dire? Perché le PMI sono state massacrate nel Veneto con gettiti da 60-70%, no? Vi ricordate il Mestre, perché devono massacrare le PMI, perché ritorna il Great Reset, e ritorna la globalizzazione, e ritorna l'Unione Europea, sono tutte fasi di un disegno che si è perpetrato per anni allo scopo di impoverire l'Italia. Perché cosa prevede il Great Reset? Il Great Reset prevede grandi aziende, prevede che le piccole e medie aziende devono essere colpite. Secondo voi è un caso che abbiano colpito i ristoranti con questa storia qui? Non è un caso, perché i ristoranti trainano l'enogastronomico. L'enogastronomico non è in mano alla Nestlé in Italia, è in mano a PMI. Il PIL in Italia lo fanno le PMI e il settore enogastronomico è anche trainato dal turismo ed è anche trainato dai ristoranti, no? Allora, se tu vuoi dare in testa all'Italia, cosa fai? Sì, indubbiamente fai scoppiare il problema all'Italia e fai in modo che magari gli aerei vadano più in altri posti che in Italia. Ma tu dai, con la pandemia di Covid, una bella massacrata ai ristoranti perché c'è il problema della mascherina, il problema del ristorante e quant'altro. E allora, e mi avvio, diciamo, a concludere perché poi magari vorrei che ci fossero delle domande. Vi do dei consigli pratici e spicci su cosa bisogna vedere che sta succedendo, quindi non mi assumo la piena responsabilità di quello che farete, io vi dico quello che io vedo a livello economico-finanziario, poi voi traetene le considerazioni che ritenete. L'alta finanza è impegnata in un braccio di ferro tra elite, per semplicità diciamo trampiane, che vogliono l'inflazione e vogliono un crash dell'economia improvviso, violento. C'è un'altra parte, la parte dell'elite Davos, che invece in questo momento vuole politiche deflattive che non fanno aumentare l'inflazione, vuol dire, allo scopo di procedere nell'agenda 2030 a un lento declino dell'Occidente, a un lento declino dell'America e un passaggio di testimone alla Cina. Questo era il loro disegno del Great Reset. Dovete tenere ben presente che quando infatti Klaus Schwab nel suo libro dice stakeholder, vuol dire che se c'è qualcuno che sa già che il bilancio sta per saltare della multinazionale, non può vendere le azioni se non glielo dice Klaus Schwab, anche se lui è un multimiliardario e le azioni sono sue. Non lo può fare. È un po' come... perché? Perché se lui inizia a fare l'uno, poi lo fa l'altro, inizia a vendere anche un altro, poi vende un altro ancora, l'economia va giù, Trump vince sul meccanismo dell'inflazione. Cos'è che dovete mettere a fuoco? A fuoco dovete mettere che 200 e oltre trilioni di debiti di cui vi ho parlato all'inizio, chi ce li ha? Ce li hanno le multinazionali.
Sono loro che hanno ricevuto denaro che non esiste e hanno fatto il bello e il cattivo tempo. E a bilancio queste multinazionali hanno debiti per centinaia e centinaia di miliardi cada una. Su quei miliardi devono pagare gli interessi. Pagare gli interessi vuol dire che dipende quanto l'interesse è grande, perché l'1% paghi una cifra, no? Se hai 100 miliardi di debiti, se hai l'1% che devi pagare, paghi 1 miliardo. Se l'interesse è il 4%, devi pagare 4 miliardi. Allora voi capite che per le multinazionali il problema della gestione del debito è un grosso problema. Sapete perché è un grosso problema? Perché se non pagano gli interessi, emerge che quei 100 miliardi hanno come garanzie derivati, e i derivati sono fuffa. Quindi il problema si viene trasferito alle banche, dove si vede che le banche hanno regalato soldi sulla base di garanzie convenzionali. Mi spiego ancora meglio. Quando voi andate in banca e fate un mutuo per comprare una casa, l'operazione è bilanciata perché voi avete un lavoro che vi consente di pagare la rata e perché c'è un asset vero, concreto, che è la casa, su cui la banca mette un'ipoteca, cioè può nel caso in cui voi non pagaste le rate, può intervenire. Quindi anche se la banca crea dei soldi per darla all'acquirente, al venditore della casa, perché voi i soldi non ce l'avete, la banca fa da intermediario, in realtà non presta dei soldi che ha, li crea. Questa è una cosa che nessuno ha capito, però molti non. Li crea però lo può fare perché? Perché c'è comunque una ricchezza reale, si mette avanti, fa credito alla persona del mutuo, gli dà i soldi per darli al proprietario, però c'è un asset, un vincolo. Ma se fa la stessa cosa sulla base di un derivato, che è un valore che deriva da un contratto, il contratto è una truffa, discendono 500 milioni falsi, se non paga il debito, cosa emerge? Emerge che la banca ha fatto la truffa, ha fatto un imbroglio. Un po' come è successo con i subprime nel 2007. Nei subprime, anzi, è la situazione migliore, cioè molto migliore rispetto a quella che può emergere, perché nei subprime c'era il valore di una casa moltiplicato per n e quindi c'era una truffa. Ma io, avendo diciamo un po' di esperienza in questo settore e avendo anche fatto la figura dell'imbecille alle volte, partecipando ad alcuni affari e non capendo che era tutta una truffa, io vi dico che nelle transazioni petrolifere 9 contratti derivati su 10 sono falsi, perché inventavano delle transazioni petrolifere che non c'erano in realtà. Da queste transazioni discendeva un valore, una rendita, no? Una nave che andava e tornava, genera 20 milioni, faccio per dire, contratto 24 mesi, quindi 20 milioni per 24, facevi un valore, ok, lo anticipiamo tutto con un valore di 400 milioni e facevi un derivato, un valore, come una banconota da 400 milioni alla scadenza. Con quella banconota la multinazionale si presentava alla Barclays o che so, alla Deutsche Bank, gli dava la banconota, che si chiama Asset Bank Security, si chiama Bond, MTN, hanno dei nomi, gli dava questo derivato praticamente, con dei collaterali fuffa, e la banca creava 400 milioni e glieli dava. È così che hanno creato 200 e oltre trilioni di soldi dal nulla e li hanno dati alle banche, con la copertura delle banche centrali in mano ai Rothschild e con gli stati in mano praticamente a camerieri di queste elite, che non capivano una mazza di quello che in realtà faceva. Se tu andavi a parlare con un ministro, e io ho avuto diciamo, la sventura di parlare con ministri anche di livello in Forza Italia e anche di sinistra quando c'era Prodi, non capivano un cazzo di queste cose, cioè, non avevano proprio idea. No, mi sembrava di essere un marziano, un folle quando parlavo con loro, perché io dico guardate che così non va bene. Nel 2007 un po' sono stato rivalutato come follia dopo quello che successe con la sua, però diciamo bene, io potrei continuare, diciamo però preferisco, dato che siete anche tanti, e vi ringrazio perché siete veramente tanti, ringrazio Francesca, ringrazio anche persone che sono venute da fuori, sono lusingato da questo. Mi farebbe piacere se qualcuno ha delle domande di qualsiasi tipo, finanza, politica, Great Reset,
senza che faccio io adesso che continuo a parlare, io, se volete continuo, però forse è meglio se magari qualcuno di voi hai una domanda. Vieni qui, ti do il microfono. L'unica cosa ti chiedo che sia una domanda, nel senso che non mi fare un intervento, non perché voglio, però... Dopo che abbiamo ascoltato la versione, diciamo, di come stanno i fatti, ti volevo chiedere che ruolo giocheranno le cryptocurrency, ok, come forma alternativa di moneta rispetto a questo controllo delle banche centrali che si sta dimostrando, si sta salendo verso la scoperta della truffa, se saranno determinanti o meno. E poi se giocherà un ruolo anche la Russia di Putin e la Cina di Xi rispetto alla narrazione ufficiale, perché alla fine Klaus Schwab fa riferimento al mondo, che è ascrivibile a America, Europa, ex Commonwealth britannico, però non tiene conto dei due macrosistemi. Grazie, queste due, grazie. Sai. Allora, mi ha fatto una domanda molto bella, però per poterla rendere divulgabile, la risposta, per renderla divulgabile a tutti, devo fare una bella premessa, una lunga premessa, poi risponderò a questa domanda. Allora, voi dovete diciamo, farvi in testa un modello, un vostro modello, per capire alle parole cosa corrispondono, la realtà che corrisponde. Allora, se io vi chiedessi che cos'è l'economia, l'economia va male, cosa vuol dire? Cioè, voi dovete avere un'idea di che cosa vuol dire quando l'economia va male, il senso di questa frase. Allora, l'economia è l'insieme delle transazioni. Qualsiasi scambio è economia. Io vado al tabacchino, compro un pacchetto di gomme, è economia. Io compro del jet fuel al mercato del carburante, compro una nave di jet fuel, quella lì è economia. Quindi tutte le transazioni che chiaramente avvengono con soldi compongono l'economia. Allora, l'economia cresce, tendenzialmente cresce quasi sempre. Cresce perché c'è un aumento della produttività, cioè vuol dire che le realtà diventano più produttive, riescono a produrre meglio, no? Fare il contadino col trattore è meglio di farlo col bue. Ma cresce soprattutto quando c'è la leva delle banche centrali che creano soldi e a certi settori fanno arrivare soldi. Quindi in realtà la crescita economica, come vi ho cercato di dire all'inizio, è drogata dal credito, perché se la banca centrale dà delle direttive alle banche sottoposte di dare soldi all'edilizia, automaticamente l'edilizia riparte, chiaramente pure il governo deve essere d'accordo. Cioè. Quindi come funziona l'economia? L'economia funziona che cresce, perché le transazioni aumentano, ma si crea il debito. Perché se tu dai credito a qualcuno, aumenti il debito. Quando voi avete la carta di credito e andate al supermercato o al ristorante e strisciate la carta, vi siete mai chiesti perché il sistema finanziario ha spinto affinché voi usiate la carta di credito? No. Tu hai detto le commissioni. C'è qualcun altro che dice commissioni? Brava, per indebitarci. Questo è l'aspetto importante di questa cosa, perché quando uno genera un pagamento con una carta di credito, genera soldi, genera denaro, aumenta la massa del debito. E cos'è che dovete capire? Che voi lo pagate quel debito, perché vi arriva l'addebito in conto corrente, ma nel marasma generale i veri debitori del sistema non lo pagheranno mai. Quindi c'era l'interesse nell'aumentare la massa di debiti e nel creare un meccanismo di creazione di denaro di questo tipo, perché più debito si fa, più la banca diventa potente, perché questo è, diciamo, la base su cui il Great Reset è stato portato avanti e non è Klaus Schwab un matto che si inventa delle cose e che praticamente li vuole realizzare sulla base di deliri. E con la finanza e con la moneta e con la tecnocrazia
che si è creato un sistema piramidale, perché in Occidente soprattutto la maggior parte delle persone in ottica materialista ubbidisce in base a quelli che sono i soldi che riesce a percepire, perché i soldi sono diventati la misura del soddisfacimento personale. Questo è un problema, diciamo, spirituale, sarebbe bello approfondire, ma è un'altra conferenza e non è da fare qui. Però torniamo quindi all'analisi e quindi alla domanda. Il Signore mi chiedeva, ma le criptovalute che cosa sono? Allora, le criptovalute sono la consapevolezza da parte dell'elite che questo sistema di crescita arriverà a un punto in cui il debito sarà così grande e l'economia dovrà andare giù. E non sarà una crisi di piccolo termine, perché le crisi, cioè l'economia sale così generalmente: espansione, recessione, no? E sale. Arriva poi un punto nel 1929 o nel 1989 in Giappone dove l'economia fa crash, va giù. E perché va giù? Perché non è il debito piccolo, spiccio, ma emerge il debito enorme che non viene pagato. E che cosa vuol dire? Vuol dire che la multinazionale Pinco Pallo, che ha le azioni, cosa fa? Le azioni vanno a zero, perché se si scopre nel bilancio che c'è una massa di debiti che è superiore all'attivo, molto superiore all'attivo, quanto valgono le azioni? Zero. Quindi viene azzerato e quindi si ha il crollo, si chiama crisi del debito di lungo termine, 60-75 anni, ci sono varie scuole. Quindi, cose che dovete comprendere, che l'economia va a onde, no? Le transazioni economiche vanno a onde, dipende dalla produttività, dalla laboriosità delle persone che la fanno andare avanti, ma dipende soprattutto dal credito. Il credito genera dei momenti di espansione e dei momenti di recessione governati dalla banca centrale. Come li governa la banca centrale? Con i tassi di interesse, perché gestisce quanto vale l'interesse. Quando fa delle politiche diciamo deflattive, cosa succede? Succede che viene dato meno credito. Quando fa invece delle politiche inflattive vuol dire che viene dato più credito o viene generata più moneta. Ha vari modi la banca centrale per aumentare la moneta. In conclusione, poiché ci sarà il crash, c'è un problema. L'elite di Davos ha un problema, che ha tanti soldi imboscati su cui non ha l'origine dei fondi, perché ha magari avuto 3 miliardi, 20 miliardi, 8 miliardi, li ha avuti, ce li ha, ma non ha diritto a goderne, a esercitare. E quindi se c'è il crash del sistema, i banchieri dicono: ho capito, ma tu questi 30 miliardi come l'hai fatti? Li hai fatti con l'economia reale? C'è uno scambio di beni e servizi? Hai fatto profitti? E lui dice: no, li ho ricevuti dal banchiere Pinco Pallo, 30 anni, ho fatto, azzeriamo, reset. E allora, poiché l'elite Davos è consapevole di questo, non solo ha concepito il Great Reset per dare in testa al popolo e per metterlo sotto, ma ha concepito anche tutta una serie di misure alternative per allocare la ricchezza e per cercare di sfruttarla in futuro. Quindi le criptovalute sono in linea di principio una truffa, perché è moneta fiat. Qualcuno mi dirà c'è il blockchain, XRP, eccetera, però in realtà è un'ulteriore moneta convenzionale. Essenzialmente è moneta fiat la maggior parte delle cripto, il bitcoin in particolar modo. Vi faccio un esempio concreto per farvi capire la lotta in atto com'è, e così lui capisce anche la Russia, la risposta. Allora, il bitcoin capitalizza, cioè il valore del bitcoin capitalizza 1 miliardo e 3, no scusate, 1 trilione e 3, 1300 miliardi capitalizza. Sono usciti 10 giorni fa 250 miliardi dai bitcoin. Quindi c'era gente che aveva messo soldi nei bitcoin che ha tirato fuori dollari. E quindi Bitcoin è andato giù. Non so se qualcuno l'ha visto questo crollo. Perché? Perché la Cabala, l'elite di Davos, sta facendo il braccio di ferro
con chi vorrebbe far esplodere l'inflazione, far aumentare i tassi di interesse e far saltare in aria le multinazionali. Trump, per farvi capire, in realtà sono i banchieri, i finanzieri e le alte gerarchie dell'esercito americano che hanno spinto la presidenza Trump. Quindi loro vogliono questo, vogliono politiche inflattive. Dall'altra parte la Cabala cerca di proteggersi. Come si protegge? Dice a tutti i suoi uomini: voi non siete più shareholders, non dovete guardare solo i vostri interessi della multinazionale, i vostri problemi di bilancio. Quindi se vi conviene a voi vendere, non dovete vendere, voi dovete tenere il mercato stabile, perché adesso c'è il rischio che si crei panico sul mercato, che le cose vadano male, va tutto giù. E che succede se va tutto giù, se l'economia va giù? Ci saranno dei problemi, non dico che non ci saranno dei problemi anche per noi, ma se va tutto giù si azzerano il valore delle azioni delle multinazionali e le governance delle multinazionali tornano in ballo, cioè chi comanda nelle multinazionali ritorna in ballo. Non so se avete notato negli ultimi giorni tante dimissioni di CEO importanti, non solo Twitter, Facebook, no, ma anche questo perché? Perché evidentemente ci sono anche dei giochi interni di guarda, per salvare, per non farti fare il crash, perché cos'è che sta arrivando dalla Cina ultimamente? Dalla Cina non è arrivato solo il Covid, dalla Cina è arrivato Evergrande, perché la Russia, a cui dobbiamo molto noi alla Russia, perché l'elezione di Trump non ci sarebbe mai stata senza l'arresto dei brogli nel 2016, perché i brogli non sono stati fatti solo nel 2020, sono stati fatti anche nel 2016, ma nel 2016 c'è stato un intervento da un satellite esterno per bloccarli e quindi Hillary Clinton, che andava tutta tranquilla, sicura di vincere le elezioni, alzava e vedeva la Florida è persa. Come la Florida è persa? Come? Ma Louisiana è persa. Vabbè, alla fine praticamente Trump arrivò a 2,70, cioè alla quota, e rimase così scioccata. Perché? Perché anche Obama aveva vinto in quel modo con Romney. Adesso vi dico queste cose proprio da complottista puro, ve lo dico proprio. Quindi so di essere, quindi l'humus è buono, perché vedo poche persone con la mascherina, con tutto il rispetto per chi ce l'ha, quindi l'humus è buono. E allora, cosa è successo in Cina? È successo che la Cina e la Russia si sono, tra virgolette, un po' alleate, quindi il sogno dei Dem americani, del nuovo ordine mondiale, di isolare Putin e di ridurlo ad una potenza geopolitica piccola, regionale, è andato infranto, è uno dei tanti sogni. Perché? Perché Putin non solo adesso ha tanta influenza in Europa, quindi a ovest, ma ha fatto pure l'alleanza ad est. Infatti a Roma, al G20 di Draghi, dove si sarebbe dovuto fare il grande trattato, la green economy, Greta, qua là, chi è che non si è presentato? Putin e la Cina. E questa è stata la mazzata. Poi si è presentato Biden, lo scemo, ha fatto la foto, tutti stavano là, lui stava da lì come Mr. Magoo, il cieco, non so se avete presente, quello che fa e non sa dove quello che combina. E quindi, diciamo, le persone che un po' se ne intendono di queste cose hanno capito che lui è un figurante e che quindi l'America non è sotto il controllo dei Dem. E quindi sono stato abbastanza esaustivo, è chiaro? C'è un'altra domanda? Rispondiamo dopo. Lui, la signora. Signora. Sì. Ti rifaccio la domanda di prima, che c'ho un caos in testa, perché ne sento di tante, ma veramente Sì. Varie versioni. Sì. Mi è giunta perfino notizia che Draghi stia facendo il doppio gioco. Sì. Mi puoi spiegare? Allora, chi fa politica fa il doppio gioco, il triplo gioco, il quadruplo gioco, il quintuplo gioco. Quindi la domanda, diciamo, cosa sta facendo Draghi?
sta facendo politica, quindi lui fa sicuramente il doppio gioco. Benito Mussolini era alleato di Adolf Hitler, ma c'era un carteggio fittissimo con Churchill, il motivo per cui l'hanno accoppato, perché poi non l'hanno accoppato, faccio il complottista anche qui, non l'hanno accoppato i partigiani, l'hanno accoppato gli inglesi perché l'entrata in guerra dell'Italia fu decisa da Londra, perché la storia, questo è un complottismo che posso corroborare con atti dei segretari dei servizi segreti, quindi il carteggio tra Mussolini e Churchill non è una cosa che uno si sta inventando. Quindi che cosa significa? Che c'è sempre un doppio gioco, un triplo gioco. Allora, Draghi è stato allevato dai gesuiti. La cosa che bisogna tenere ben fisso in mente è che la vera elite che ha governato l'umanità negli ultimi 500 anni è essenzialmente collegata ai gesuiti, perché i gesuiti furono coloro che educarono tutti i nobili dal 600 in avanti, quindi ogni nobile di rilievo, non il conte di Fermo, faccio così, però qualsiasi importante nobile aveva un padre gesuita a corte che faceva cultura, no? Quelli più scarsi avevano i domenicani, che intellettuali ma una fascia sotto. I migliori nobili avevano i francescani, che erano i migliori di tutti, perché erano quelli che andavano con il popolo, che parlavano con il popolo, che diciamo erano animati di spiriti positivi e non erano ispirati malvagiamente. Allora, Draghi è stato allevato dai gesuiti, ha fatto finanza ad altissimo livello, perché trattava quindi con le famiglie, io li chiamo la mafia khazara, li potrei chiamare sionisti, li potrei chiamare finti ebrei, li potrei chiamare in tanti altri modi, no? Tra cui figli di puttana, che è la cosa, quello più appropriato secondo me, che rende subito l'idea. Quindi l'elite di Davos essenzialmente da che cosa è data? È data da famiglie dell'aristocrazia nera che si sono arricchite e che detengono quote importantissime dei fondi di investimento come Vanguard, BlackRock, State Street Capital e altri. I gesuiti, e quindi il Papa attuale, supposto Papa, anche lui come la pandemia è proprio un supposto, e in ultimo i mafiosi khazari, sionisti, chiamateli come volete, finti ebrei. Draghi si è destreggiato molto bene in questo ambito, perché ha fatto carriera in quell'ambito in una maniera, diciamo, ammirevole, perché è intelligente, è un uomo molto intelligente. Essendo un uomo intelligente, sa che la storia non è che tu ti puoi mettere contro, puoi essere intelligente quanto vuoi, la storia va avanti, non la fermi. Draghi sa che ha vinto l'elite di Trump, perché non è scemo. Sapete perché sa che ha vinto l'elite di Trump? Perché Trump ha utilizzato la pandemia, che è stato un colpo inferto a noi dalla Klaus Schwab, l'ha utilizzata come un esperto judoka, prende la forza dell'avversario e lo butta a terra. Cosa ha fatto Trump? Ha messo le mani sulla Fed, che è la banca centrale americana, proprietaria del dollaro, è praticamente la cosa più importante che c'è sulla terra a livello economico-finanziario, è la Fed. E ha portato i livelli di titoli di Stato americani in pancia della Fed da 4 trilioni a 7 trilioni. Che cosa vuol dire? Ha fatto espansione monetaria, ha comprato titoli di Stato americano e ha creato liquidità. 3 trilioni, 3.000 miliardi. E sapete a chi li ha dati quei 3.000 miliardi? Agli americani. Lui ha dato 600 euro a settimana, le TV non me lo dicono, a settimana, sui conti correnti dei capifamiglia americane. Ma perché è buono? No, perché lui è un grandissimo figlio di puttana, anche lui. Dando questi 600 euro ha sostenuto il consumo. Vi ricordate l'equazione di cui vi ho detto? PIL uguale consumo, investimenti, spesa pubblica e saldo export e import? Aumentando il consumo aumenta il PIL, aumentando il consumo aumenta l'inflazione. Che cos'è l'inflazione? È la perdita di potere d'acquisto della moneta, perché quando uno ha tanti soldi spende con più facilità.
Chi vende magari ti alza il prezzo, c'hai i soldi in tasca, te ne freghi, i prezzi aumentano, aumentano i tassi di interesse, aumentano i tassi di interesse, aumentano i problemi per i nemici di Trump, per Klaus Schwab e compagnia bella. E quindi Draghi queste cose le sa, le capisce, la BCE si è adeguata perché la Fed detta la linea e infatti la BCE aveva 5 trilioni di titoli in pancia, li ha elevati a 7 come la Fed, ci sono 2 trilioni da dare, la quota che spetta all'Italia è 230 miliardi. Cosa ha fatto Draghi? Ha fatto il doppio gioco, perché è andato da Klaus Schwab e ha detto: io devo andare in una postazione che conta. Il Presidente del Consiglio non è più lo scemo che è stato negli ultimi anni, il Presidente del Consiglio conta, quindi me la vado a prendere io. Non ti preoccupare, questi 230 miliardi non faccio come ha fatto Trump, che li ha messi sul conto corrente, faccio la digitalizzazione, faccio la green economy, faccio tutte quelle minchiate, scusate il termine, che fanno comodo perché vanno. E quindi se tu mi chiedi Draghi è buono ridotto alle mie, io ti dico no, perché Draghi è come Mussolini che ubbidiva dal 43 al 45 a Hitler. Quando c'erano le stragi dal 43 al 45, Mussolini non le poteva fermare, perché il suo ruolo, lui era stato, aveva ispirato Hitler nella sua storia. Cosa poteva fare lui? Stava sotto Hitler. Quindi Draghi, chi dice che Draghi è buono, è controllato, eccetera, dice una sciocchezza, perché Draghi sta con l'elite di Davos, secondo me. L'unica cosa però è che Draghi sa benissimo che nel mondo non ha vinto l'elite di Davos e che il Great Reset non ci sarà, non si arriverà al transumanesimo. Ci sarà purtroppo, come in tutti i conflitti duri come questo che stiamo vivendo, ci sarà un capitolo brutto con morti, con verità scottanti, un po' come quando negli anni 40-50 sono circolate le immagini di capelli di ebrei, di corpi emaciati di ebrei buttati come se fossero merce avariata. Queste cose accaddero, è stata una dura lezione per l'umanità, ma questa lezione non è stata compresa a suo tempo, perché la cosa che più mi ha scioccato, io sono molto appassionato di storia, chi mi segue lo sa che sono appassionato di storia, il nazismo e la discriminazione degli ebrei non partì con campi di concentramento, partì nel 1933 con un motivo sanitario. Gli ebrei portavano malattie, erano ritenuti portatori di malattie. Ci fu poi l'esplosione, perché con l'emergenza della guerra nel 39 e nel 40 c'è una situazione di emergenza, non ci possiamo fidare di questi ebrei, portano malattie, dobbiamo trovare una soluzione. La soluzione fu quella che purtroppo conosciamo, è angustiante. Ma tutto partì con una discriminazione. Questo perché vi dico questo? Perché Klaus Schwab è figlio, è nipote di uno sponsor di Adolf Hitler, di un grande nipote di Adolf Hitler, perché il nonno di Schwab era un nazista. Il padre di Klaus Schwab era un nazista che andò in America, creò il ramo di Charles Schwab, la banca del 73, di cui vi ho detto che ha una detenzione importante di azioni di Vanguard, ma soprattutto il padre di Klaus Schwab fu colui che organizzò la bomba atomica in Germania. Voi sapete che la bomba atomica sono stati 2 gruppi di scienziati che l'hanno creata, gli italiani, perché sono i migliori, più intelligenti, Fermi, Majorana, no? Si chiamano i ragazzi di Panisberga, guardatevi qualche documentario. E li hanno poi, l'altro gruppo di studio importante fu quello di Oppmeyer in Germania, finanziato, comandato dal padre di Klaus Schwab. Questo padre di Klaus Schwab andò in America, portò tante energie, tante risorse, e perché la guerra era persa, quando aveva capito che la guerra... ma lo scopo non era quello di portare la pace e il benessere nel mondo,
ma era quello di far scoppiare una guerra. Voi dovete sapere che nel 1963, e questo è sui libri, non è detto nel 1963 il mondo ha rischiato la terza guerra nucleare per la questione dei Cuba, dei missili, della crisi della Baia dei Porci. Ma sapete chi c'era dietro? Il padre di Klaus Schwab. C'era l'alta finanza che aveva messo zizzanie, aveva messo discordia. Fortunatamente che Kennedy e Robert Kennedy, no? Molti conosceranno il figlio perché sta facendo delle grandi battaglie, però il padre di Robert Kennedy, quello ammazzato nel 68 perché stava per diventare presidente, si mise a interagire con il Papa, il nostro Papa Giovanni XXIII, e con il sindaco di Firenze, che mi sfugge il nome. Nel 63 sto parlando. Come? Bravo, con la Pira. E riuscire a creare un filo con Russia per far capire, perché gli avevano detto ai russi che non era un problema portare le testate nucleari a Cuba. Dall'altra parte a Kennedy invece dicevano: guarda che devi reagire, attacca quelle navi, non puoi permettere che le navi russi portino ma questo è stato fatto ad arte per far scoppiare la guerra. Quindi quando i Kennedy capirono che c'erano persone malvagie, allora cambiò il corso della storia. E il motivo per cui sono stati fatti fuori è proprio questo. E la cosa che dobbiamo capire noi in questo periodo di rivelazione, no? Qualcuno parla di Apocalisse, è che l'alto, il vertice, lo Stato, la multinazionale, non è papà, non è la mamma. Papà non è così, papà è buono, papà non ti metterebbe mai del veleno nel piatto, ma questi ci mettono il veleno nel piatto, lo hanno fatto per anni. Il fumo da sigaretta, secondo voi che cos'è? È un vizio che ci è stato dato, creato con la manipolazione mentale, facendo vedere ai nostri nonni James Dean, no? Oppure Rita Hayworth, perché fumare era figo. Cioè, tu se sei un campagnolo non fumi, se vai in città devi fumare, mica puoi fare lo zoticone che non fumi, devi fumare. Cosa fumi? La sigaretta. La sigaretta conteneva delle sostanze che ti rendevano dipendente, ma soprattutto ti abbassava il livello di vita media. Adesso sui pacchetti di sigaretta che c'è scritto? Nuoce gravemente alla salute. Ma secondo voi non lo sapevano che nuoceva? Lo sapevano. Secondo voi non sapevano cosa la Pfizer aveva detto loro quando hanno firmato l'UE il contratto? Allora, io con grande coraggio, anche un po' di follia, ho pubblicato sul mio canale il contratto della Pfizer, ma non quello che hanno dato agli eurodeputati con le parti in nero. Io l'ho pubblicato in originale, quindi voi troverete il contratto in originale, UE e Pfizer. E la Pfizer ha detto che questi farmaci, sono genici e non si assume la responsabilità per gli effetti a lungo periodo. Quindi sono sperimentali. È un po' come il fumo da sigaretta. Magari tra 10 anni, tra 15 anni, si capirà che il fiore, quello lì, era velenoso e nuoceva gravemente alla salute. E questo è. E io non è che sto facendo il complottista, tu sei nel mio canale, vero? Allora, nel contratto c'è il contratto e c'è scritto questo. Quindi io sto parlando sulla base di un atto che ha valenza. Segretà, secondo voi perché avevano nascosto quella parte? Perché c'è la malafede. Quindi la cosa che noi dobbiamo capire, cioè metabolizzare, è che se lo Stato si chiama Leviatano, ha un senso, perché Leviatano, sapete cosa vuol dire? Diavolo. Lo Stato si chiama Leviatano. Thomas Hobbes scrisse un libro, Leviatano, ma non è mica buono lo Stato. Chi ha detto che è buono? Cioè, lo pensiamo noi che sia così. Ma non è buono. Cioè, è buono nella misura in cui chi agisce per conto dello Stato è animato da buoni. Però di per sé la struttura statale può essere facilmente
corruttibile, e c'è prova ampia nella storia che tutti gli stati forti, più erano forti, dal Re Sole, no? Nel 600, lo stato dove il satanismo imperversava per antonomasia era la Francia del Re Sole, lì iniziò il satanismo. I comunisti cosa sono? Cioè, i comunisti sono stati il peggio del peggio, hanno fatto più morti dei nazisti. I nazisti, l'abbiamo già detto, stato forte. I fascisti, diciamo, sono i meno peggio, però hanno fatto certamente con Giolitti le cose erano andate molto meglio quando c'era Giolitti rispetto a quando c'era Mussolini, con tutto il rispetto per chi magari ha delle sensibilità e delle emotività favorevoli alla destra. Quindi la cosa che noi dobbiamo comprendere è che la distinzione fra destra e sinistra è stata soltanto una costruzione per manipolarci. La rivelazione più importante che dobbiamo noi cogliere da questi tempi è che la politica va guardata da vicino, nel dettaglio, senza manifestazioni di fede, senza dire io sono di destra quindi non me ne frega, voto, un po' come per il vaccino, non è che dici guarda io ho fede nella scienza. Cosa vuol dire ho fede nella scienza? Niente, io sono di destra, io ho questa ideologia quindi voto, e se il Presidente del Consiglio è un disgraziato, tu voti un disgraziato perché sei di destra o di sinistra? Vuol dire che sei scema, come è scemo chiunque dica io ho fede nella scienza e mi vaccino, perché la scienza è dubbio, la scienza non è certezza. Io ho studiato a Bologna, l'unica cosa che mi ricordo di quando mi sono iscritto all'università, a parte la statua di Dante Alighieri, io vengo da Bologna, che mi ha emotivamente coinvolto, è una lapide, non una lapide, una scritta a muro, la lapide, dove gli studenti di Bologna ammoniscono tutti gli studenti che verranno qui che la scienza o è libertà o non è scienza. Adesso c'è la libertà di poter dire non c'è la libertà perché i media contestano, criticano, cercano di spingere. Quindi siamo in una situazione di non libertà per delle motivazioni che vi ho spiegato, eminentemente economiche. Un'altra domanda, un'altra bella domanda c'è? Visto che sei complottista. Sì. Sì. Visto che sei complottista. Ho anche difetti però. E che hai nominato la SEC. Anche la Repubblica Italiana è iscritta alla SEC come corporation? Come? Anche la Repubblica Italiana è iscritta alla SEC come corporation. Allora, puoi andare avanti? Sì, vado avanti. Allora, questa è una domanda che mi arriva sempre di continuo, perché adesso c'è questa... Allora, dobbiamo fare attenzione perché la Cabala, cioè l'elite di Davos, manipola concetti che sono buoni, li manipola, cambia 2 o 3 cose e praticamente una cosa buona o una cosa vera viene stravolta. No, è un po' come se uno se uno fa un cocktail, basta cambiare un po' le dosi, sembra uguale ma non lo è, diventa una schifezza. La stessa cosa è questo concetto della Security Exchange Commission e di tutto ciò che fu creato in America. Allora, l'Italia non è una corporation, come dicono molte persone che dicono l'Italia è una corporation, non è uno Stato. Non è vero. Questa qui è una esagerazione, ha una base concettuale che magari adesso sviscero, però l'Italia è una repubblica, è uno Stato che nelle transazioni esteri con l'estero deve avere una conformazione accettabile dagli altri. Non è che io sono lo Stato italiano e commercio con un altro Stato, perché se io privato commercio con un soggetto inglese, non sono lo Stato italiano, sono un privato. Quindi tutti i soggetti giuridici e fisici di uno Stato, compreso lo Stato, vengono configurati a livello internazionale in un'astrazione giuridica che si chiama corporation. È così per tutti gli Stati sono stati. Questa cosa è stata imposta da loro, confini malvagi a cui arrivo, semplicemente perché ci fu la crisi del 29, quella caduta dell'economia di cui vi ho parlato, non quella la recessione, la crisi, il crack, quello che dovrebbe arrivare tra un po' anche qui, anche ai nostri tempi. E allora mi spiego con una metafora. No, non siamo dei bond, quello lì è un'ulteriore astrazione che ha poco valore. Merda.
Quella lì è una cosa che... Ci arrivo, spiego. Allora, il comune di Vittorio Veneto decide di prendere tutti i servizi e di creare una SPA, una municipalizzata, Vittorio Veneto SPA. Tutti gli scambi e tutte le attività economiche non le farà più come comune, ma li farà come Vittorio Veneto SPA. Domanda: Vittorio Veneto è diventato un SPA o non è più un comune? No, perché la logica è che i cittadini eleggono il comune nomina i vertici di questa SPA farà debiti, crediti. Allora, cosa può succedere? Che l'amministratore di questa SPA diventa così forte economicamente che orienta le elezioni e praticamente schiavizza i cittadini del comune, perché ubbidiscono a lui. Quindi quello che lei dice è concettualmente corretto, ma formalmente errato, perché la Repubblica esiste. Il problema è che se i cittadini non si fanno rispettare e si fanno comprare, lei ha ragione, perché di fatto, ma siamo noi è la nostra ignoranza, è la nostra ignavia che ci fa sottomettere. Uno schiavo, sapete quando diventa uno schiavo? Qua. Parte tutto dalla testa. Una persona che è libera è difficilmente schiavizzabile. Magari uno lo può sopraffare. Allora, il problema di queste costruzioni, perché adesso ho PPT, TRAS, allora, per quello che mi riguarda, sono cose concettualmente corrette, ma molto pericolose. Non sono stati preclusi dal 2013 190 stati? Come? Non è vero che sono stati preclusi 190 stati dal 2013? Allora, quello che lei dice l'ho già detto io in maniera un pochino più articolata. In che modo? Poiché c'è un debito colossale fatto dalle multinazionali, e le multinazionali sono corporation perché fanno scambi, cosa vogliono fare loro? Loro vogliono prendere questa montagna di debiti e utilizzarla per togliere soldi a chi ce l'ha, ai piccoli, per creare ancora di più una piramide in cui il vertice è scollegato ed è ancora più in alto rispetto alla massa. È quello che hanno fatto in Italia, l'esempio dello spread, no? Cos'è l'esempio dello spread? Vuol dire far pagare le perdite private socializzandole sul pubblico, utilizzando il meccanismo degli interessi. Ora voglio rispondere a lei in modo che comprenda su Draghi. Faccio un esempio concreto di come Draghi ha operato e perché Draghi è il male in realtà. Vi ricordate la questione della Monte dei Paschi di Siena? Anche con l'appendice di David Rossi, volato, suicidato, con l'orologio dopo 5 minuti che cade. Ecco, allora, vi dico quello che è successo. Questa qui magari la tagliamo, questa parte qua, che sto per dire. E questo qui è confidenziale. Va bene? Qui la formula è qui lo dico, qui lo nego. Ecco. Allora, è successo questo. Con la Lehman Brothers è partito un crollo di 600 miliardi di buco in America sui subprime, cioè su questo meccanismo che ho spiegato prima. La stessa cosa è accaduta in Europa alla ABN AMRO, che è una banca olandese. Questo serviva a imporre Obama e le politiche di Obama nel 2007-2008, perché poi è stato, e in Europa a imporre l'austerity e tutto ciò che ne è derivato, perché questa è una crisi che hanno fatto emergere l'oro, perché le crisi le fanno scoppiare l'oro, chi gestisce il sistema. Conseguentemente c'erano 60 miliardi di buco nel sistema. Questi 60 miliardi di buco, a causa di ABN AMRO, li hanno divisi in 3 banche. Alla Royal Bank of Scotland 20 miliardi, al Santander in Spagna 20 miliardi e 20 miliardi li hanno dati al Monte dei Paschi di Siena. Buco. Come hanno fatto? Hanno preso Antonveneta. Allora, il Monte dei Paschi non poteva fare un'operazione di alta finanza del genere. Hanno passato 40 miliardi di buco da ABN AMRO, in realtà c'era anche Dexia, un'altra banca, e Fortis, lussemburghese, gli hanno passato questo buco al Santander. Santander ha comprato una banca italiana, Antonveneta, l'ha comprata, ha incistato il buco
un buco da 10 miliardi e rotti, di questi 40 che aveva, e ha venduto Anton Veneta a un prezzo maggiorato a Monte dei Paschi di Siena. In questo modo l'operazione è stata fatta con 2 derivati costruiti da un uomo della Deutsche Bank, un manager della Deutsche Bank. Conoscevo il nome, era amico di un mio socio. Un giorno abbiamo chiamato e purtroppo ha avuto un infarto, ancorché fosse giovane, non si sa più. Lui e il suo collaboratore sono morti. Si chiamava questo derivato Mykonos. Questa cosa. Questo perché? Perché in pratica poi hanno utilizzato questo meccanismo per dare a intendere che i buchi arrivavano dalla Grecia. Balla clamorosa, stratosferica. Sapete perché è importante questa operazione? Perché chi era il governatore della Banca d'Italia in quel periodo? Ah sì. E chi era il Presidente della Repubblica? Ciampi. Quindi voi capite perché in determinati frangenti all'apice dello Stato si trovano certe figure. Ciampi veniva dalla Banca d'Italia, sì, era un uomo vicino, diciamo, aveva fatto una gran carriera, però era un uomo tesoro, era stato anche ministro del tesoro, però essenzialmente era diventato potente come governatore della Banca d'Italia. Questa diciamo, osservazione che faccio su Draghi è per farvi capire, lo dico spezzando una lancia in favore di Draghi, gliela vorrei spezzare in testa, però la spezzo anche con uno spirito fraterno, comprendendo le logiche della storia, il discorso che facevo prima. Draghi doveva obbedire, perché queste sono logiche che sono talmente enormi, talmente grandi, che non è che Draghi si può mettere di traverso. Infatti poi l'hanno premiato perché ha fatto una gran carriera, è diventato anche governatore della BCE, no? Perché aveva... Il risultato qual è? Il risultato è che quando a Siena la gente di Siena se l'andava a prendere col David Rossi o con quelli che non avevano contato niente, perché nel momento in cui D'Alema ti chiama e ti dice si fa così, ti chiama Ciampi, si fa così, ti chiama Draghi, si fa così, sì, ma io vorrei vedere in questo bilancio, stai zitto, va bene, metti in pancia e buonanotte. Dopo arriva il buco e dice, trovi la gente per strada che se la prende con David Rossi, se la prende col presidente della, adesso mi sfugge il nome, che non capiva una mazza di banche, lui è un calabrese, un avvocato. Questo è quello che è successo, quindi io spezzo la lancia anche in favore di Draghi, perché questi sono dei processi talmente grandi, sono processi della storia dove un singolo individuo, ma anche per quanto sia potente, difficilmente riesce a incidere in maniera... chiaramente chi non lo capisce viene travolto, perché David Rossi voleva andare in procura a raccontare che gli era arrivato tutto e che in realtà Mussari aveva ricevuto telefonate di Gesù, del Padre Eterno, scusate, che cosa ve la prendete con me e con lui? Andate da loro, voleva dire. E qualcuno gli è andato a dire che non lo doveva dire e c'era un modo molto efficace per evitare che lui non andasse a dire, che purtroppo è quello che abbiamo tutti capito. Quindi lo dico per cercare anche di spiegare le cose come avvengono senza buttare la croce su un gesuita, anche perché lui con la croce probabilmente, proprio perché gesuita ha delle difficoltà. C'è un'altra domanda? Sì. Proteggere i risparmi. Tu hai l'altra domanda? Buonasera. Spero di non fare una domanda troppo ingenua, perché ultimamente appunto tutti siamo qui ad aspettare Trump, ma quando torna Trump... Ma ecco, perché se ne parla come fosse una specie di quasi divinità che appena arriva risolve tutto, ma in realtà ammettiamo che l'anno prossimo torni Trump. Concretamente per l'Italia, come e quando potrebbe risolversi questa situazione? E anche il Green Pass, secondo te, come lo vedi? Riusciremo a togliercelo o no? Allora, rispondo a tutte e due le domande insieme facendo un ragionamento ampio. Allora, Trump è essenzialmente un uomo creato dal mondo dello spettacolo, ma un uomo che ha un certo spessore di suo. Dovete sapere che nella fine degli anni '80 c'erano 3 giovani persone di alto livello, di alta
capacità, alto QI si dice in America sono fissati, ed erano, il nome non mi ricordo, era un Rothschild di 22 anni, morto a 22 anni, John Fitzgerald Kennedy Jr. e Donald Trump. Donald Trump era il pupillo del presidente americano Ronald Reagan, era il pupillo. Perché era il pupillo? Perché Ronald Reagan andava contro l'elite, Donald Trump era un cavallo matto che decise di andare a costruire a Manhattan senza essere invitato, ma poiché lui aveva la mentalità degli anni '80, si sentiva Rambo, si sentiva Rocky, lui sfidava tutti, non doveva farlo, invece lui ha costruito, ha fatto un palazzo, E quindi questi tre amici, questi tre giovani molto intelligenti, ognuno nel suo ambito, volevano fare delle cose in grande stile, appoggiando la presidenza Kennedy, perché Kennedy coltivava, i primi anni 90, coltivava l'idea di diventare presidente, parlo quello che sarebbe morto. Cosa è accaduto? È accaduto che quello più importante di tutti, il rampollo della famiglia Rothschild in America, che non era una merda, l'hanno fatto fuori. È morto drogato in discoteca per overdose, ufficialmente. Però a me hanno detto in America che uno era la pecora nera della famiglia per loro, per noi era la pecora bianca, quindi questo lo voglio dire perché quando uno poi dice Rothschild, non è che devi dire Rothschild sei una merda, non deve fare così, cioè, dobbiamo, no? Kennedy, evidentemente, questa è una mia tesi complottista, Kennedy, vedendo che correvano brutti tempi dalla morte del suo amico, decise di morire, perché il cadavere non è stato mai trovato in realtà, quindi è un'ipotesi che sia morto. Chiaramente i media ci dicono che è morto, chi crede nei media e la televisione crede a determinate cose, quindi crede che sia morto. Se io fossi stato in Kennedy e avessi coltivato questo genere di ambizione, sapendo cosa è successo a mio zio, sapendo cosa è successo a mio padre, sapete cosa probabilmente avrei fatto al suo posto? Sarei sparito. Sapete perché sarei sparito? Perché Kennedy si doveva candidare a New York per fare il senatore, va bene? E a New York sapete chi è stata eletta in quel periodo? Hillary Clinton. Quindi lui andava in scontro col nuovo ordine mondiale, con la burattina più intelligente, più luciferina del nuovo ordine mondiale. E allora quando uno mi dice Trump, allora Trump cos'è? Trump prende il testimone e lo porta avanti nel 2016 per fare che cosa? Per bloccare i piani di questa elite. Perché l'altra cosa che dovete sapere è che Trump ha accelerato i piani di queste elite, perché il Great Reset sarebbe dovuto partire nel 2021, finire nel 2030, ma soprattutto sarebbe dovuto partire sull'abbrivio, sullo slancio di 4 anni di presidenza Clinton, Hillary Clinton. Questo non è accaduto. È accaduto l'esatto contrario, è accaduto che Trump con il Make America Great Again ha scassato la globalizzazione e ha scassato i flussi finanziari su cui si regge la costruzione del castello finanziario a schema Ponzi, attraverso cui le multinazionali sono state ingigantite, le PMI sono state schiacciate, i popoli sono stati schiacciati. La cosa che dovete comprendere è che la globalizzazione parte con la presidenza Clinton, Bill Clinton. Che cos'è la globalizzazione? È l'idea di massimizzare e ottimizzare la produzione, creando una catena di produzione del valore che è spalmata su tutto il mondo, dove in Germania si fa l'ingegnerizzazione del prodotto, in Italia si fa il design del prodotto, in America si fa il software, in Cina, che ha il costo di manodopera più basso, si produce. Questa cosa qui, a me, appena uscito dall'università, sembrava un'ottima idea. In effetti, scientificamente parlando, e scientificamente lo metto tra apici, è una buona idea perché i costi di produzione si abbassano, si è creata molta più ricchezza con la produzione per globalizzazione. Ma quali sono i contro?
è che in Occidente la capacità d'acquisto si abbassa, perché si abbassano i salari, si abbassa il consumo, la gente non sta meglio, sta peggio. Ma con questo sistema cos'è l'altro svantaggio? È che acquisiscono importanza le banche centrali, perché dovete sapere che per fare la catena di produzione del valore così spalmata acquisiscono importanza le compensazioni che fanno le banche centrali quando adottano diverse monete. E allora, perché Trump ha fatto già tantissimo, la gente non lo comprende, ma Trump ha già distrutto il Great Reset. Se il Great Reset non andrà in porto, non ci sarà neanche la green economy e non ci sarà il transumanesimo, è perché l'America l'ha bloccato. L'America si è espressa con chi? Si è espressa con Donald Trump, con l'elezione assurda per i media di Donald Trump, quest'uomo che faceva il Rambo, no? Vi ricordate in Reagan, durante la presidenza Reagan, Rambo, Rocky? Quella era l'America degli anni '80. Rambo cosa faceva? Rambo diceva: l'esercito è stato maltrattato, ci sono dei prigionieri, perché c'era la frustrazione del Vietnam, eccetera. La colpa di chi è? Dei politici e della CIA. Allora Rambo dava grandi prove di sé, arrivava nella sala, ammazzava non so quanti cattivi, arrivava nella sala dove c'erano la CIA e le strumentazioni, tirava fuori il mitra, e scassava tutto. Allora questa, diciamo, immagine in celluloide che cosa esprime? Esprime il self-made man, il patriottismo elevato all'iperbole cinematografica, come Rocky, no? Io prendo pugni, però io vado avanti lo stesso questo è Trump, questa è l'America profonda, no? Quando Ronald Reagan parlava, faceva la battutina e faceva lo sguardo da attore hollywoodiano, Trump ha fatto uguale. Trump sembra che fa John Wayne quando fa così. Hillary, no? In the prison, c'è lo sguardo John Wayne, no? Allora, questa cosa qua ci fa ridere, ma noi dobbiamo comprendere che lui è stato il leader dell'America e doveva portare a votare la pancia dell'America contro l'elite. E lui il suo lavoro lo ha fatto, l'ha fatto benissimo. Quando è stato al governo ha fatto tutta una serie di azioni che hanno portato praticamente a una lotta dei surplus commerciali con la Cina e con la Germania, perché cosa aveva creato la globalizzazione? La globalizzazione aveva creato che le esportazioni erano molto superiori alle importazioni in Cina e Germania. Voi vi ricordate il PIL che vi ho detto? Consumi, investimenti, spesa pubblica e saldo export-import. Se tu aumenti le esportazioni in uno Stato, gli aumenti il PIL, lo fai diventare più forte. Trump ha scassato sta cosa, ha detto: io qui metto i dazi, cosa mi importi più? Io devo far lavorare le aziende che stanno... Questa cosa, al di là del fatto che il lavoro edifica le persone, le fa sentire, dà libertà, autonomia, cosa ha prodotto a livello finanziario? Ha prodotto che la Cina ha assottigliato il surplus commerciale, quindi ha ridotto gli spazi. La Cina aveva costruito uno sviluppo con il credito, gonfiando il credito così come automaticamente quando tu gli vai a ridurre quella base di dollari, perché il dollaro nel capitalismo è la moneta di riferimento, accade quello che sta accadendo in questi giorni, cioè che dalla Cina sta arrivando un enorme buco da Evergrande e quindi contribuirà insieme all'inflazione a attaccare la forza delle multinazionali. Quindi Trump cosa può fare per l'Italia? Trump ha fatto moltissimo perché ha accelerato il Great Reset. Se avessimo avuto 4 anni di presidenza Clinton, noi saremmo arrivati al Great Reset dormendo. Se non avessimo avuto i vaccini sperimentali, li avremmo avuti non sperimentali, con obbligo. Vaccinarsi, silenzio. Poi dopo, nel lungo termine, si vede. E noi sappiamo, intuiamo cosa si deve vedere. Quindi Trump ha fatto tantissimo, perché ha già lottato contro l'elite e ha creato le condizioni, lavorando di spalla con Putin, per
distruggere il programma del Great Reset, che vi ribadisco, il secondo step, quello della green economy. Chi è il leader mondiale che attaccava Greta Thunberg, che aveva la faccia di attaccare una ragazzina minuta che faceva tenere? Trump. Chi è che la burattina del Club of Rome, che è una massoneria importante, è Greta Thunberg. Chi è che l'ha avversata? Chi è che ha bloccato tutte quelle fesserie? Trump. E chi è che ha creato le condizioni perché la Cina cambiasse linea? Trump. Vi dico un'ultima cosa in modo che possiate capire quanto sono complottista ed è un pregio. Allora, Biden ha nominato come ministro del commercio estero Katharine Tai, che è una cinesina americana, è americana ma di etnia cinese. L'unico ministro approvato al Congresso all'unanimità, quindi hanno votato dai repubblicani e dai democratici, nominata da Biden. Questa qui si sta rivelando la peggiore nemica di Hillary Clinton, di Obama, dei Dem e della Cina, perché sta portando avanti tutte le politiche di Trump, che si chiamano Phase One, per comprimere i surplus commerciali. È una iena questa qui. Questo che cosa ci dimostra? Ci dimostra che Trump, avendo capito il gioco che avevano in mente i Dem truccando le elezioni, e cioè far saltare la leadership dell'America e metterla in crisi, che cosa ha fatto? Ha dato a intendere che non avrebbe mai accettato di perdere e di lasciare la poltrona. Ha ceduto il testimone, quindi ha dato il potere nominale a Biden, però l'ha imbragato, perché quando si è trattato di nominare il presidente della Fed, cioè quello che deciderà, spegnerà il bottone per far crollare l'economia alzando i tassi di interesse, quell'uomo l'ha nominato Trump e Jerome Powell. E se Biden fosse stato dei Dem e del nuovo ordine mondiale, non l'avrebbe nominato come ha fatto il mese scorso per un secondo mandato. Questo cosa significa? Significa che qualcuno in America ha un bottone in mano che nel momento in cui dice quant'è l'inflazione in America? È il 5%, 5,4, 5,6, ci sono vari. Bene, quanti sono i tassi di interesse? 0,25%. Ho deciso che d'ora in poi il tasso di interesse è il 5%. Sapete cosa vuol dire? Che le multinazionali vengono il valore di borsa delle azioni di una multinazionale viene polverizzato, perché in tutti i bilanci chi ha messo molti soldi, gli azionisti, gli investitori, quelli che hanno messo, sanno che nel bilancio c'è un enorme debito. Quando iniziano a fare due conti capiscono a quale cose vanno male. E il problema non è tanto che tu non fai utile e quindi il valore scende dell'azione. Il problema, e ribadisco, è se va a emergere che tu nell'attivo c'hai 300 miliardi, poi hai nel passivo 240 miliardi di debiti con garanzie, e vai a scoprire che tu c'hai il passivo di 240 miliardi e l'attivo non è 240 miliardi che copre a garanzia, è molto meno, magari è 4 miliardi. Cosa vuol dire? Vuol dire che è tutto gonfiato, è tutto a fuffa, che crolla. Allora, in questo modo voi capite perché i CEO e i banchieri fino alla morte hanno lottato contro Trump, perché è stata una guerra economico-finanziaria fortissima, perché Trump non ha preso la presidenza per fare lo sbruffone, fare lo Trump ha preso la presidenza sulla base di un abbrivio che forse parte dagli anni 60 proprio, da quando furono ammazzati i Kennedy, una lotta all'elite studiata con dettaglio, con strategia, anche ricorrendo a intelligenze artificiali. Ma per che cosa? Per distruggere il potere di queste elite. E come ha fatto lui? Ha utilizzato come un judoka la forza scatenata contro di lui dall'avversario. Mi sono spiegato? Perché è vero, il Covid-19, la pandemia, che cos'è? Ve l'ho spiegato prima. È un lockdown. Che significa? Prigione. Cosa significa? Che i consumi si abbassano. Perché quando noi eravamo in lockdown i consumi si abbassano, perché la capacità di comprare al ristorante si abbassa quando uno non fa attività. Questa cosa era voluta perché deflazione.
abbassi i consumi, l'economia va male, ma non gliene frega loro, perché in questo modo tu abbassi il tasso di interesse. Trump cosa ha fatto invece? Ha fatto Rambo, ha detto bene, io utilizzo questa cosa, sapete cosa ci sta di nuovo? Che c'è un'emergenza, dato che c'è un'emergenza, io vi riconosco che c'è l'emergenza, e però ci sono i poteri da stato di guerra, comando io, al Fed si fa quello che dico io, 3.000 miliardi sui conti correnti, quindi botta e risposta, onda che arriva poi anche in Europa. Quindi Trump ha fatto tantissimo. Il fatto che non sia nominalmente il presidente non è un problema, perché tanto la politica, c'è chi ci sta attorno, chi conta, no? È la Caterina Tai, è il generale che ritira i soldati dall'Afghanistan. Questo è la politica è una regia. È chiaro che ci vuole l'uomo che prende i voti, ma se poi i voti non li contano e truccano. Un'altra bella domanda, l'altra domanda qual era? Ah, i risparmi. Allora, i soldi dal conto corrente, secondo me, non è indispensabile toglierli. Se fossimo un anno fa, io vi direi, se avete più di 100.000 euro, togliete subito i soldi, perché il piano del Great Reset è proprio quello di togliere i soldi dal conto corrente o gli asset nel conto titoli, tutta la ricchezza finanziarizzata, portarla via. Questo era il loro piano. In che modo? L'Italia sta fallendo, l'Italia sta male, occorre una tassa patrimoniale per mettere in sesto il bilancio. Come lo mettiamo in sesto? 25-30% di tassa patrimoniale sui conti correnti. Questa era l'idea che balenava in testa la MI dell'Europa e che avrebbero fatto in Italia. Altrimenti MES, meccanismo europeo di stabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Queste cose sono state spazzate via. Da chi? Da Trump, perché Trump ha fatto arrivare una valanga di soldi, perché la BCE ha cambiato linea, ha fatto espansione monetaria, ve l'ho detto, 2 trilioni di dollari in Europa per la pandemia, 230 miliardi in Italia, quindi questo discorso che stiamo fallendo l'hanno messo da parte e non lo riescono più a mandare avanti adesso, perché non c'è l'idea dell'austerity, del MES, quindi questo problema non c'è di mettere soldi. C'è però un altro problema. Chi ha soldi investiti in borsa, oppure anche in quelle cose che dicono queste sono cose sicure perché sono obbligazioni, le obbligazioni non sono sicure, perché l'obbligazione vuol dire che tu stai dando soldi a un'azienda. Se l'azienda resiste, è in piedi e non va a fallimento, i soldi te li dà, altrimenti te li dà a credito. Non sono soldi sicuri, sono sicuri in una condizione normale di economia. Se c'è la crisi che va giù, no? Nel 29 c'erano grandi investitori che si sono buttati dal palazzo per la disperazione, perché erano ricchi sfondati e dopo un giorno avevano zero, perché era tutta ricchezza finanziarizzata che la cabala gli portò via con la crisi scatenando la crisi del 29 quando era il momento. La cosa che dovete comprendere è che la borsa regge adesso perché la cabala manipola il mercato. Quando vi ho detto che nei bitcoin ha tirato fuori 250 miliardi, li ha tirati fuori perché sostiene le azioni, sostiene il Dow Jones, sostiene gli Standard & Poor's, cioè se c'è un'azienda che va poco male e un titolo che va giù, comprano loro, fanno un ragionamento per evitare che ceda il supporto, perché qual è il problema di questa cosa, ve lo ribadisco, che se gli investitori normali, quelli che hanno messo dei soldi loro perché sono convinti così di investire per bene, si rendono conto che le cose stanno per precipitare, stanno per andare male e iniziano a vendere e si diffonde il panico e loro non la tengono più. Allora nel 29 l'hanno scatenata loro la crisi, la crisi immobiliare nel 1989 in Giappone l'hanno scatenata loro, ma questa, diciamo Trump, in realtà banchieri che stanno dietro a Trump, gliela vogliono scatenare contro, perché loro non vogliono una crisi ora, loro vogliono, come dire, volevano un passaggio di testimone alla Cina lento e un deterioramento lento, un po' piano piano con le vaccinazioni. L'agenda è 2030, 2020, 2030, quindi in 10 anni piano piano la transizione, la green economy, piano piano. Poi i soldi come li vogliono togliere, come vorrebbero togliere dagli italiani utilizzando Draghi? Con gli interventi green. C'è una casa
io metto un vincolo, la casa deve essere coibentata con lo zerbotto, mi sto inventando, perché lo zerbotto è un materiale buono. Dice, quanto costa? 10.000 euro, mi costa 10.000 euro per fare questa cosa, lo devi fare. In realtà valore economico 500 euro, 500 euro di manodopera, 9.000 euro vanno alle banche, questo è il concetto. In questo modo non te li rubano i soldi dal conto, però ti costringono a fare delle cose che tu non faresti altrimenti, perché sennò la casa non la puoi vendere. Quindi loro vogliono fare questo, cioè il MES, prima vi ricordate il MES? Ah, dobbiamo aderire al MES, non possiamo, vi ricordate, ripetevano sempre il MES in maniera ossessiva. Adesso non si parla più di MES, si parla di vaccino. 6-7 anni fa io spesso andavo a Milano, vedevo in stazione dei treni una cosa fatta dalla Fondazione Leoni, l'aumento del debito pubblico, uno camminava e vedeva toc, 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 questo, vedevi, ti veniva una roba d'ansia, no? Ma era fatto apposta per farti venire l'ansia, per ingenerarti il convincimento che noi fossimo con le pezze al culo, quando la realtà era l'esatto contrario, come vi ho spiegato io. Cioè, la realtà alle volte non è che è diversa o è manipolata, è l'esatto contrario proprio. Cioè, questo lo so che è difficile però no, la patrimoniale vuol dire che io faccio la patrimoniale del 20-30%, questo la volevano fare la Germania, la Ursula von der Leyen, la Merkel. Ora cosa è successo? È successo che la Merkel gli hanno dato un calcio nel sedere, è rimasta solo la Ursula von der Leyen. La Ursula von der Leyen ha concepito ad esempio questa storia delle case green, no? La patrimoniale cosa vuol dire? Vuol dire che l'Italia sta andando male, secondo la narrazione loro, abbiamo un debito pubblico, dobbiamo onorare il debito pubblico, che non abbiamo in realtà, perché è sotto controllo. Per fare questo cosa si fa? Le tasse ordinarie non bastano, facciamo la patrimoniale, la facciamo sui conti correnti e ti portano via i soldi dal conto corrente. Questo è quello che volevano fare. Se noi fossimo un anno fa, Gianmarco Landi arriva qua, parla il 2020, cosa gli dici? Allora, togliete i soldi dal conto corrente, vedete come fare piano piano, magari andate anche a donne e bevute sono ben spesi, tanto ve li portano via, al limite faccio per dire. Vi direi questo, però non siamo più in questa situazione, perché ribadisco, il contesto globale è cambiato. Hanno vinto le massonerie democratiche e che vedono nello Stato un'identità da preservare, quindi questo è quello che ci tengo qui a mettere come parola di ottimismo. Quindi noi non siamo messi male a livello globale siamo messi molto bene, purtroppo abbiamo Draghi. Un'altra domanda? Sì. Ottimo, infatti sto cercando di fare un programma televisivo e di avere Viganò ospite, quindi il rapporto è ottimo, di grandissima considerazione, perché, ribadisco, i vertici dell'elite di Davos sono di matrice spirituale, sono nei gesuiti e Viganò è un nemico dei gesuiti. L'altra domanda? Ridotto ai termini, io non dirà mai che come l'ho detto io, però è così. Allora, la cosa che quando si parla di vaccini, un errore che si fa è che si mette tutto in un calderone. Allora, sono tanti i vaccini, perché lo Johnson & Johnson funziona con la logica del virus attenuato, Moderna e Pfizer funzionano con un'altra logica. Allora, lo scopo dei vaccini qual è? Innanzitutto psicologico, cioè nel senso che loro ti dicono che ti devono inoculare e come il tampone, punto, prima cosa. Quindi hanno fatto passare anche Johnson & Johnson e Sputnik come vaccini di serie B, no? Avete visto quelli che si sono vaccinati? Io non voglio offendere nessuno, però il conformismo italiano si è visto nei vaccini. Le persone per bene, ben pensanti, solo Pfizer, Questo è chiaro, perché la televisione diceva che lo Pfizer era il migliore, era il 95,7, il 93,4 magari era Moderna, eri un po' sfigato già Moderna. Johnson & Johnson è proprio roba di operai, cassi integrati, quello gli facciamo.
badanti, rumene, prostitute, Sputnik. Questa è la gerarchia del cervello del vaccinista, perbenista, ben pensante, imbecille. Allora, cosa mi chiedi tu? Tu mi chiedi, allora, innanzitutto non è il mio tema, io mi sono occupato di robe farmaceutiche per i contratti derivati e ho capito che il marcio sarebbe arrivato da lì, perché oltre alla green economy anche il settore farmaceutico è messo male, malissimo, perché molti derivati, cioè molte cose innovative, quindi molti soldi sono stati creati sulle multinazionali farmaceutiche, quindi il vaccino serviva tra le tante cose anche a far arrivare soldi, perché quando uno fa una cosa così grande non è che serve solo per fare le schede false per buttare giù Trump, una roba tanto grande, serve per tante cose, tra cui anche questa cosa di far arrivare soldi alle case farmaceutiche. Secondo me, e non è che voglio essere ottimista, sono molto fiducioso e sono convinto che da qui a pochi mesi tutto verrà rivelato, quindi Klaus Schwab, Hillary Clinton, tutto il carrozzone di Bill Gates e compagnia bella verrà smontato, perché poi il problema non è una persona, 2 persone o 100 persone, il problema è il sistema. Cioè voi dovete comprendere che è tutto il sistema, perché c'è Trump, ma Bill Gates ci rompe le scatole, ammazziamolo, no? La persona, diciamo, della strada che non prova a ragionare, Bill Gates ci sta rompendo le scatole, uccidiamolo, quanto costa? 50.000 euro? Va bene, li tiro fuori e ammazziamo. Non funziona così, che tu trovi Bill Gates è un frontman, ne arriva un altro. È tutto l'ambaradan il problema. Allora, Trump ha smontato Trump e Putin, perché ricordiamo che il ruolo di Putin è dietro le quinte, ma è molto fondamentale, perché Putin è il leader della Russia e dovete sapere che storicamente i peggiori nemici dei gesuiti erano i russi ortodossi, i peggiori proprio. Quindi c'è proprio una radice storica su ogni passaggio. Mi sembra tardi, vedo che c'è magari qualcuno che è un po' stanco. Altra domanda. Io continuo, se c'è qualcuno che parla pure. Velocissimo. Sì, vai. Prima? Sì. Kushner, sì. Ecco. Allora, questa è la terza. Vai, non è un problema. Vai. All'inizio della narrazione pandemica, un generale russo ha detto praticamente che la massa monetaria presente nel mondo, nell'intero mondo, basterebbe 1/10 della massa monetaria in tutto il mondo per comprare tutti i beni e servizi che esistono sul pianeta Terra. Con le ulteriori iniezioni che poi si sono avute di liquidità anche atlantiane, secondo lei, per quanto ci riguarda noi, quindi il popolo, questa situazione qui può essere grave, diciamo sul medio-breve termine, o come la vede? Allora, Trump non è mai stato sull'isola dei pedofili e ha solo una foto, un paio di foto con questo Epstein a New York. Lo so per certo perché io sono molto amico di una persona che lo conosce benissimo, che abita 2 piani sotto lui per anni, si chiama Guido Lombardi. Trump aveva la passione per le MILF bionde, dai 30 ai 40 anni, quindi ve lo dico proprio, vi dico anche i gusti, quindi non avrei nessun problema a dire guarda purtroppo c'è questo problema. Quindi lui non è mai stato su quell'isola. Quello che di sconcio c'era su di lui l'hanno già tirato fuori. Tieni presente che questa storia della pedofilia va letta con maggiore malizia e con capire la perfidia di certi meccanismi. Avete sentito che Epstein aveva una compagna che si chiama Maxwell. Allora, Maxwell in realtà era un agente segreto, figlia di un agente segreto del Mossad.
Il Mossad sono i servizi segreti di Israele. Allora, come fanno queste cose? Perché succedono queste cose? Succedono anche a Roma. Io ho fatto l'assistente parlamentare tanti anni fa, il portaborse, quando appena uscito dall'università. A Roma c'erano delle alcove con microfoni e con telecamere, perché il politico di turno, che magari stava lontano dalla famiglia, stava lì 3 giorni, 2 giorni, aveva soldi in tasca, aveva capricci, magari si toglieva qualche capriccio con qualche travestito, prendevano il video e questo qui dopodiché faceva archivio per essere ricattato. Allora, questa cosa molto più in grande l'hanno fatta nell'isola dei pedofili, perché questa elite, l'elite di Davos, aveva il problema di far ubbidire le persone. Allora, il presidente della Corte Suprema, Roberts, che è andato in quell'isola, chissà cosa ha fatto. Certo è che obbedisce a loro. Il CEO della Barclays, la Barclays è una top 25, una banca molto importante, è andato su quell'isola e obbedisce a loro, no? Il produttore, è tutto un sistema che funzionava in quel modo. Quindi il concetto qual è? Il concetto è che c'è un potere in Israele, diciamo, nell'elite ebraica, di cui comunque bisogna tener conto, e Trump, negli equilibri del suo staff, aveva la forza di avere una figlia, la figlia prediletta, sposata con un immobiliarista di quel mondo, Kushner. Se voi vedete con attenzione, Trump ha sempre parlato male dei vaccini, non è vero che ha parlato bene, anche quando c'è scritto, quando qualcuno ha detto, Trump ha detto vaccinatevi, ecco, sì è vero che ha detto vaccinatevi, però subito dopo ha detto vaccinatevi, così quando qualcosa andrà storto sarete i primi a saperlo. Allora, è evidente che se uno prende quel fotogramma in cui mi traduce e mi dice che lui poi ha questo modo di dire, di farsi burla, di dire castronerie, ma che hanno un senso perché sono, no? È evidente che lui è contro i vaccini. La figlia però si è vaccinata e si è fatta, secondo me non si è vaccinata, ha fatto finta di essere, perché non se l'è fatto. La figlia si è vaccinata per 2 motivi, questa è la lettura che do io. Il primo motivo è perché bisognava dare la prova tangibile che Trump stava cedendo il potere a Biden, perché Trump ha la cosa che si aspettavano i Dem, e mi aspettavo anch'io in realtà, perché io mi aspettavo un'azione di forza di Trump a gennaio, la cosa che bisognava dare a intendere ai Dem è che Trump aveva intenzione di fare l'azione di forza, infatti tutte le Antifa, tutte quelle organizzazioni, Black Lives Matter, i media erano pronti nel dire inginocchiamoci sui neri, poveretti, quelli, il maschio bianco cattivo, questa era la narrativa, no? Trump ha tenuto in piedi questa narrativa fino all'ultimo, ha fatto pure quella cosa del 6 gennaio molto discutibile, ma comunque senza partecipare attivamente, perché le cose negative le hanno fatte personaggi obliqui, non erano trampiani quelli che hanno fatto cose oblique. E nel momento in cui ha cambiato linea, cioè ha detto va bene, Biden vuoi fare il presidente, lo fai, non ti riconosco la vittoria, però vai tu alla Casa Bianca, fai tu il presidente. E per fare questo ha spiazzato i Dem, perché i Dem hanno messo Biden sapendo che Biden è scemo, non è che può fare il presidente, cioè ha 80 e passa anni, voglio dire, non molla anche puzzette mentre cammina, come sanno tutti, cioè, non è che lo puoi andare a fare l'uomo più potente del mondo, è ridicolo, quindi è evidente che gli serviva una persona credibile, ma per far provocare la reazione di Trump. Trump non ha agito, non ha reagito, però che cosa ha fatto? Uno, subito dopo ha dato prova che i militari non rispondono a Biden, perché dovete sapere che Aung San Suu Kyi, la presidentessa del Myanmar, è sorella, qualcuno dice anche di più di sorella, una sorella di intimità di Hillary Clinton, era una presidentessa della Birmania. L'hanno cacciata via i militari perché avevano rubato le elezioni pure là. Questa cosa non sarebbe mai successa se i Dem avessero il posto della situazione in mano. Che cosa ha fatto poi? Biden ha sparato 24 ordini esecutivi appena insediato.
ma questi ordini esecutivi non tutti sono stati mandati avanti, e questo non è una cosa che può esistere, perché gli ordini esecutivi, se tu sei il presidente, comandi tu, sei tu l'esecutivo, sono io che esercito il potere. Questa cosa non è. Terza cosa rilevante, il discorso dell'unione. Il presidente presiede un'unione di stati e ogni anno, dal 1776 in poi, c'è il discorso dell'unione. Il presidente fa l'unione degli stati, tranne la guerra civile del 1861, Abramo Lincoln, quella cosa. C'è sempre stato il discorso dell'unione. Biden non l'ha fatto. Perché? Perché non è il presidente, cioè è il presidente perché l'ha detto Facebook, l'ha detto la CNN, l'hanno detto i militanti Black Lives Matter, che erano pronti a scatenare putiferi, a svaligiare supermercati e quant'altro, erano pronti i giornalisti a Lamentana a farci vedere le immagini dei film come Hulk, dandole per attualità, era tutto pronto. Trump ha detto no, me ne vado. Voi pensate che io sia il Rambo, che faccio il Rambo? Stavolta non lo faccio. E li ha fregati. In realtà mi ha fatto sudare freddo, perché avendolo seguito dal 2016, ho detto e gli lascia il potere. Cioè, a gennaio ho passato 2 settimane, dico ma Gianmarco tu fai tutto quello che capisci, non capisci un cazzo qua. Questo sta dando il potere a Biden, perché quello che si vedeva. Poi mi erano arrivate indicazioni che Trump non avrebbe lasciato il potere a Biden. Allora ti danno queste indicazioni, tu ti senti sicuro, leggi i fatti così come te li racconto. Cosa fa? Non gli riconosce la vittoria, non gli dà, non lo fa insediare, no? Io pensavo questo. Invece in effetti è quello che è successo, perché il potere non l'ha avuto. E perché non l'ha avuto? L'abbiamo visto anche in Afghanistan. L'Afghanistan era una situazione creata dal nuovo ordine mondiale dopo l'11 settembre. I soldati se ne sono andati. Biden ha preso 2 ceffoni, perché Biden ha fatto la parte di quello che diceva no, dovete rimanere là. I soldati se ne sono andati. Cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è il controllo dell'esercito. In più la Fed è la cosa più importante. Perché nomini Powell? Lo rinomini, se tu sei Biden, comandi tu, hai la maggioranza alla Camera, perché c'è la Pelosi che hai la maggioranza al Senato. Questo Powell è quello che c'ha una pistola che te la mette in testa qua a Klaus Schwab e affiliera tutti i CEO, tutte le multinazionali, BlackRock, Vanguard, Bill Gates, con un colpo li fa secchi tutti e lasci la pistola all'uomo di Trump? Evidentemente quello che mi avevano detto era vero, ma le forme sono state messe in un modo per cui non si è consentito ai Dem di fare del casino, di fare tafferuglie, di dire quello che è successo. Quindi questa è la lettura che adesso faccio, anche perché mi è stata corroborata e quant'altro. Altre domande? La terza qual era? Dimmi. Sì. Sì. No, è stato proclamato. Ascoltami. Allora, Mike Pence, no. Sì, ti spiego. Ti confondi. Allora, Mike Pence tradì perché al Senato il 6 gennaio avrebbe dovuto non riconoscere i risultati elettorali. In questo senso lo tradì. L'Insurrection Act è un atto che doveva nominare una prerogativa del presidente, non del vicepresidente. Il vicepresidente è il presidente del Senato, perché c'ha questa cosa qui. Il presidente è colui che conduceva i lavori del Senato e della Camera ed era colui che stabiliva l'agenda per eleggere il nuovo presidente, perché come si elegge il nuovo presidente? Si leggono i dati elettorali Stato per Stato, si verifica chi ha vinto in ogni Stato formalmente, chi arriva a 270 diventa presidente. Allora, Pence perché ha tradito? Perché il presidente dei lavori era Pence. Quindi si pensava che Trump bloccasse tutto perché Pence, che era il vice, diceva alt. Qui l'Arizona arrivano questi dati, però il Senato dell'Arizona mi dice questo e questo. Io non prendo buoni questi dati elettorali.
voglio sentire cosa mi dice il Senato dell'Arizona, perché il presidente non si elegge contando i voti, ma contando il peso degli stati conquistati nelle competizioni Stato per Stato. Quindi, come le partite di calcio, chi arriva primo, chi prende più punti, no? Non chi ha fatto più gol in tutte le partite. Quindi tu puoi avere anche la differenza reti o aver fatto più gol. I punti che hai fatto in ogni partita. Allora, qual è stato il problema? Il problema è stato che Pence, che poi non è stato un problema perché ho appena detto che la figlia si è fatta il vaccino quando Trump ha ostacolato questo meccanismo, ne ha parlato sempre male, quindi è evidente che è una strategia, è stata una strategia in cui Pence ha fatto un ruolo. Pompeo, il segretario di Stato, ne ha avuto un altro, perché Pompeo diceva noi non lasceremo mai il potere ai Dem. Quindi è teatrino. Comunque Pence non c'entra niente con l'Insurrection Act ed era una cosa che doveva essere diciamo, lo stato di emergenza, che poi in realtà è stato pronunciato ma in una maniera diversa per le infiltrazioni dall'estero. È stato fatto da Trump ed è la motivazione per cui in questo momento Biden non ha effettivamente il controllo della politica americana, della Fed, dell'esercito. Un'altra domanda, sei soddisfatto? Sì. Sì. Allora, questa è una bellissima domanda. Chiaramente io ti rispondo in base alla lettura che riesco a fare, perché anche io ho fatto questa domanda. Però se hai già capito la logica del judoka, cioè il judoka nel momento in cui ti arriva un pugno non lo para, non fa come la perché se il pugno è forte ti spezza magari il braccio, ti fa male. Cosa fa il judoka? Prende il colpo e cerca di governarlo. Allora, Fauci è un frontman, è il presidente della Food and Drug Agency, ma così come Bill Gates è l'uomo di tutto un grande sistema, che riguarda fondazioni, ospedali, corsi di aggiornamento. Quindi tu puoi anche fare fuori Fauci, ma poi cosa ne devi mettere? Ne devi mettere un altro che risponde sempre al cartello farmaceutico. Questa cosa dell'elite di Davos è una cosa, io la sto banalizzando, ma è una cosa enorme. Parliamo di 2-3 mila persone che hanno veramente il potere nel mondo, gente che finanzia il comparto militare, gente che finanzia la maggior parte della roba che mangiamo, gente che muove decine e decine di miliardi con un click. Questa gente, quando si mette a fare una roba del genere, fa paura anche al Presidente degli Stati Uniti d'America. Quindi tu devi comunque comprendere che la strategia è anche sofisticata, non è che uno può dire io uso il potere, perché a questo punto è presidente, poteva pure dichiarare lo stato d'emergenza, però io ti ho detto che dichiarando stato d'emergenza la legge marziale, cosa succedeva? Succedeva che questi scatenavano, perché avevano tanti soldi e tanti militanti, dei teppisti che andavano nei supermercati, davano fuoco, rubavano, via libera. La polizia degli stati Dem, che è controllata dalla stessa logica, diceva potete rubare, caos. Questo era il piano e l'abbiamo visto anche qui in Italia. Black Lives Matter, Floyd, quel tizio lì, perché Trump ha fatto l'assalto al Parlamento, perché Trump è il bianco cattivo, omofobo, tutte le fesserie che continuano a dire. Quindi non è che poi è facile, poi è evidente che tu mi puoi dire una cosa, diciamo, ancora peggiore, mi potresti dire, per farmi male nella mia veste di avvocato, difensore di Trump. Tu mi potresti dire, ma Trump non solo ha lasciato lì Fauci, ma ha consentito che ci fossero tanti inoculati in Occidente. Ma Trump poteva fermare questa cosa qua? Secondo me no. Lui addirittura non ha neanche fermato i brogli per cacciarlo. Cioè, non è mica facile fermare una macchina del genere che si muove. Ma voi avete parenti, amici a cui dite non ti vaccinare? E cosa dicono? Se ne sbattono, come dice su un comico, non mi ricordo, una beata minchia di quello che diciamo noi. Allora, se il presidente Trump andava da un banchiere potente a dire devi fare così, il banchiere se ne sbatte una beata minchia di quello che diceva Trump.
le case farmaceutiche ubbidiscono a logiche da stakeholder molto prima che Schwab lo dicesse nel suo Great Reset. Quindi era tutto obbligato, mosse obbligate. Stiamo facendo tardi però, ragazzi. Pronto, mi sentite? Io direi di chiudere la serata, di ringraziare tantissimo tutte le persone che sono intervenute, tutti gli amici di Salus Bellatrix, Gianmarco Landi, e volevo chiedervi la cortesia di iscrivervi al canale Telegram tramite il QR code che avete trovato sulla dispensa, perché adesso appena mi rimetto del tutto ricominceremo anche i pomeriggi di economia con la grande truffa, tasse e debito pubblico. Amici carissimi, grazie di essere stati con noi e ci vediamo il 13 gennaio. Ciao. Grazie a tutti.